Buon pomeriggio e ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta streaming dal Centro Servizi Culturali e dalla Biblioteca di Pau, dove c'è anche Giuseppe Manias. Partiamo con la seconda parte della nostra maratona streaming. Cari, vi scrivo dal carcere, 84esimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, questa manifestazione che abbiamo organizzato insieme alla Biblioteca Gramsciana e alla Società NUR. Così come abbiamo fatto un'altra maratona a gennaio assieme il 22 gennaio in occasione dell'anniversario della nascita di Antonio Gramsci. Sono due maratone per noi importanti, due punti importanti perché stanno permettendo di incontrare tante studiosi e tante persone che su Gramsci hanno dedicato i loro lavori di studio o, come abbiamo visto anche stamattina, il lavoro di illustrazione di Marco Lorenzetti. Quindi io, Giuseppe, ti do la parola così ci introduci a questo pomeriggio che è lo stesso ricco di tanti interventi, così possiamo partire sul tema di oggi, così partiamo dal tema e poi ci racconti i nostri ospiti. Certo, il tema di oggi è focalizzato un po' sulle lettere, non solo. La sessione serale si intitola Tra vecchie e nuove letture, il processo, le lettere e la figura di Sraffa. Saranno 4 interventi, inizieremo subito con un intervento con Luigi Manias che parlerà di una prima edizione esemplare, ovvero la prima edizione delle lettere del carcere di Gramsci, cioè le peculiarità tipografiche di quel volume, per cui il volume non è solo il contenuto che è fondamentale, ma anche tutto quello che c'è dietro e quanto le scelte politiche siano distanti dalle scelte tipografiche, quanto questi collegamenti possono essere importanti e forti. Poi ci sarà una bellissima lettura di Stefano Giaccone che col fondogiaccone.com ha curato questo video e altri 2, quello di Lalli e anche quello mio dalla mostra 25x4 di Gramsci, da Piazzetta dei Tori, che è la piazzetta dove c'era il Liceo dei Tori, stava a fronte al palazzo dove c'era il Liceo dei Tori, frequentato da Gramsci. Quindi ci sarà l'intervento di Leonardo Popeo d'Alessandro dell'Università Sapienza che dialogherà con Luigi Manias sul Tribunale Speciale. Subito dopo la lettura da Torino di Lalli, leader distranti insieme a Stefano Giaccone, cantautrice e scrittrice. Quindi un intervento che per motivi tecnici anch'esso abbiamo fatto registrato nell'intervista di Luigi Manias con Giancarlo De Vivo dell'Università di Napoli Federico II su Gramsci e Sraffa nelle lettere dal carcere. Già stamattina abbiamo citato più volte Sraffa che è una figura fondamentale affinché Gramsci potesse studiare, e Giancarlo Del Vivo che è il suo degli italiani forse il massimo, perché stiamo parlando di un economista di livello internazionale, il profilo di Piero Sraffa. Degli italiani Giancarlo Del Vivo probabilmente è lo studioso più attento. E poi ci sarà una bellissima lettura di Dario Massimi, che è il responsabile della biblioteca della Fondazione Gramsci, dal fondo di libri del carcere, che è custodito presso la Fondazione Gramsci. Quindi concluderemo con Francesco Giasi, sempre intervistato da Luigi Manias, sulla novità della nuova edizione, che parla di fatto della novità dell'edizione dei millenni uscita quest'anno per Einaudi. Quindi concluderemo con i saluti, con le nostre conclusioni e infine con la lettura della lettera a Piero Sraffa di Gramsci dal confino di Ustica contro l'abbruttimento intellettuale. Sì, beh, io ricordo che poi tra l'altro le diverse tappe saranno intervallate le immagini di una cella per Gramsci realizzata da Marco Lorenzetti, adesso non ricordo l'anno, a Villanova Truschese, una bellissima iniziativa. Ok, 2014, esatto. Una bellissima iniziativa curata, promossa dalla Biblioteca Gramsciana. Io direi che partiamo subito, abbiamo Luigi Manias appunto già collegato con noi da ANES, quindi insomma questo
pluricollegamento, teniamo le dita incrociate, speriamo che tutto vada come stamattina, che proceda per il meglio a livello tecnico, e io non l'ho fatto stamattina, ma ringrazio adesso Antonello Carboni perché, insomma, visto dall'esterno sembra tutto semplice, e invece riuscire a gestire tecnicamente con i pochi mezzi che noi abbiamo e con le poche risorse umane che noi abbiamo non è semplice. Quindi io ringrazio per veramente l'abilità anche di risolvere quei continui piccoli problemi che si presentano nel corso di una maratona così lunga. Allora, iniziamo con una prima edizione esemplare con Luigi Manias. Prego. Allora, nel 1947 esce per i tipi delle Einaudi la prima edizione delle lettere del carcere. Possiamo considerare questa edizione esemplare? E se sì, perché? Buonasera a tutti gli internati, amici del Centro dei Servizi Culturali e della Biblioteca Gramsciana, ovviamente. Può essere considerato un esempio o può essere considerato un modello, perché questa edizione in qualche misura informa, nella sua forma tipografica, tutta una serie di opere e di collane successive. In qualche misura questa dimensione scarnificata della copertina e del testo, che richiama dei modelli classici, intramontabili. Questa è, faccio vedere, è la prima edizione delle lettere dal carcere, stampata il 12 aprile del 1947 ed è stata donata alla Biblioteca Gramsciana dallo storico direttore commerciale delle Einaudi, Roberto Ceratti, quando la biblioteca appunto muoveva i suoi passi. Come vedete, gli elementi di questa copertina sono essenziali. Un riferimento alle opere, in questo caso le opere di Antonio Gramsci, il titolo dell'opera, il logo, il marchio delle Einaudi in bella evidenza e naturalmente l'addizione relativa alla casa editrice. Nient'altro. Lo stile è quello lapidare, quello epigrafico, quello di tutti i libri, dei grandi libri classici, no? Se così possiamo dire, o come alcuni storici della casa editrice hanno definito di stampo universitario. A volere questa sobria veste grafica, che è composta fondamentalmente da un cartoncino grigio, no? Molto dimesso, e da una carta che è una carta vergatina, ma devo dire estremamente fragile, quindi presumibilmente con un pH acido e non neutro, quindi sono edizioni forse non durate, non destinate a durare per secoli, però certamente ha una sua assoluta dignità tipografica, proprio per questa ragione che si riconduce a degli stilemi, si riconduce a dei modelli classici, in qualche misura intramontabili. Ma chi aveva deciso questa veste così sobria, così povera, che esaltasse il contenuto nella maniera dovuta, era una persona che di libri se ne intendeva, e se ne intendeva molto, molto. E io vorrei anche dire anche una cosa, cioè che è vero che questa edizione è stata pubblicata dalla Stamperia Artistica Nazionale di Torino, che benemerita e che fu un sponda importante e felicissima per le realizzazioni tipografiche della casa editrice Einaudi. Però in realtà a due passi da Torino, nel 1960, un signore che aveva fatto un apprendistato tipografico a Parigi, Alberto Tallone, impianta la sua straordinaria officina tipografica, inaugurata, guarda caso, dal padre di Giulio Einaudi, cioè da Luigi Einaudi. La lezione di Alberto Tallone, proseguita oggi dai suoi continuatori eredi, no? È quella di sempre. È un libro classico con naturalmente tutta una serie di interpretazioni straordinarie di grande estetica, che però in qualche misura richiama questa impostazione, l'impostazione epigrafica e lapidare. Quindi da questo libro, da questa impostazione
poi parleremo della persona che l'ha voluto, se mi permetterai. Da questa impostazione seguiranno tanti esempi fulgidi, li vogliamo citare per chi non li ricordasse. Innanzitutto le opere di Guido Dorso, che seguono quasi immediatamente quelle di Gramsci nel 1949. Seguiranno poi le opere di i classici dell'economia, i classici della storia, le opere di Francesco De Santis, le opere di Gaetano Salvemini, le opere di Morandi e infine Tardo e Pigono, guarda caso che inevitabilmente il libro fondamentale di Piero Sraffa, questo nel 1960, che ha poi una successiva ristampa nel 1969. Quindi un lungo percorso dove il modello lettere dal carcere assume una dimensione esemplare, appunto come dicevamo. Sì, si è all'interno di tutta questa situazione un'operazione che alcuni storici hanno chiamato Operazione Gramsci, voluta dal segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. Ecco, Togliatti come editore ha anche competenze di tipografico? Beh, le testimonianze di Alfonso Leonetti, testimone assolutamente attendibile negli anni dell'Ordine Nuovo o della redazione del Comunista a Roma, sono estremamente chiare. Tutti gli aspetti tecnici relativi all'organizzazione della tipografia erano di stretta competenza di Palmiro Togliatti, che presumibilmente, non presumibilmente, nella effrazione fascista, nella redazione del Comunista di Roma, Togliatti riesce a scampare con grande abilità, probabilmente una possibile punizione fatale. Era intento a controllare le bozze di stampa con il proto, quindi a verificare, no, corpore presenti, le forme in piombo che sarebbero poi servite per stampare il giornale comunista. E fu Togliatti che in qualche misura salvò l'Ordine Nuovo, ritornato nelle pubblicazioni al biennio, grazie alla sua capacità e comprensione del mondo tipografico torinese, che sicuramente era un mondo estremamente vivo e sicuramente vitale. Ma qua dobbiamo innestare non solo quindi delle specifiche competenze nell'ambito tipografico, ma sicuramente un gusto bibliofilo. Su questo non c'è alcun dubbio. Per alcuni versi, se noi dobbiamo considerare il modello, l'incunabolo a cui si ispira le lettere dal carcere, è quello che Gramsci volle, scusatemi, che Togliatti volle, era un modello, per alcuni versi, strettamente familiare a Giulio Einaudi. Erano in buona sostanza le opere pubblicate da Giulio, opere di stretta economia che riguardavano, guarda caso, ancora una volta Luigi Einaudi. Il professor De Vivo, in una splendida ricostruzione della biblioteca di Piero Sraffa, ricorderà che lo stesso Sraffa era l'agente in Inghilterra, non del Partito Comunista, ma di Luigi Einaudi nella raccolta di testi rari di economia, perché anche Luigi Einaudi, come Palmiro Togliatti, come Piero Sraffa, come Raffaele Mattioli, erano dei raffinatissimi bibliofili. E il modello che serve alle lettere dal carcere è niente poco di meno che Miti e paradossi della giustizia tributaria, stampato il 28 febbraio del 1940 nella tipografia di Giovanni Cappella in Cirie, con una dignità però, bisogna dire, tipografica superiore alle lettere dal carcere. Il cartoncino è un cartoncino alla forma delle cartiere Emiliani, la carta ha sicuramente una collatura migliore rispetto alla fragile carta delle lettere dal carcere, il carattere non è, devo dire, è solenne carattere Bodoni, ma è un leggiadro Paganini.
e la composizione è probabilmente anche nel caso di Cyrier linotipica, ma sicuramente con una carta più prensile, con una carta più recettiva, c'ha una nitidezza superiore. Però il modello era un modello veramente dignitoso, come lo stesso Enrico Tallone, a cui ho sottoposto, tanta è l'autorità tipografica, il duplice confronto mi ha assolutamente confermato. Quindi, come possiamo dire, dignità tipografica, gusto bibliofilo, e tante sorprese che sicuramente in questo studio di ricostruzione possono uscire fuori da un fondo archivistico straordinario conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, che è l'archivio storico della casa editrice Einaudi, da cui presumibilmente potremo imbastire sicuramente un studio accurato e denso su questa vicenda che è una vicenda anche con contenuti grafici e con contenuti importanti dal punto di vista delle scelte tipografiche. Sì, all'interno della storia tipografica di Einaudi balzano però soprattutto agli onori due nomi che per i più forse non sono conosciutissimi, ma che sono comunque due nomi fondamentali. Uno è Abbe Steiner, che è conosciuto molto anche da chi si occupa di resistenza, perché anche nella sua lapide c'è Abbe Steiner partigiano, la moglie partigiana, il fratello purtroppo morto a Mauthausen, e l'altro è il patron dei millenni, ovvero Oreste Molina. Disse Einaudi, se noi se i millenni sono un'opera così importante, lo si deve molto a Oreste Molina. Gramsci ritorna perché l'ultima edizione esatto, che esce per i millenni. Ma per i più ti chiedo anche così succintamente chi era Abbe Steiner e chi era Oreste Molina. Ma dunque Abbe Steiner e Oreste Molina sono quasi apparentemente potrebbero essere due interpreti della grafica Einaudi agli antipodi. Da una parte Abbe Steiner, che è sicuramente, come possiamo dire, assorbe in maniera assolutamente produttiva tutte le istanze, no, della grafica e della tipografia moderna, dal Bauhaus sino poi naturalmente agli utili confronti con altri grandi interpreti, pensiamo a Munari, no? Tanto per citarne uno. Dall'altra invece lo straordinario erede della tradizione tipografica torinese, no? Che aveva poi rappresentato anche per Giulio Einaudi stesso dei fari ineludibili. Parlo ad esempio di Frassinelli, l'autore del trattato dell'architettura tipografica. Oreste Molina entra nel 1945, quindi 2 anni prima l'edizione delle lettere dal carcere, come tipografo. È semplicemente un tipografo. Lui avrà all'interno della casa editrice Einaudi una officina per riprodurre, prima di affidarlo naturalmente alle grandi tipografie torinesi, prima di affidare le tirature appunto alle grandi tipografie, per allestire un menabò assolutamente adeguato dell'edizione, poi che sarebbe stata appunto stampata successivamente. Da una parte quindi Oreste Molina in qualche misura possiamo dire che informa questa edizione delle lettere dal carcere. Io vorrei farvi vedere un'altra edizione. Tu hai parlato giustamente dei millenni. Ebbene, questa che vedete, sempre con una, come vedete, con una, anche qua, con una dimensione e con uno stile epigrafico ancora più esangue, non c'è neanche l'indicazione dell'editore Einaudi sotto il marchio editoriale. Ebbene, questa, sapete, a 8 mesi di distanza dal 12 aprile del 47 e nello stesso anno, guarda caso, straordinaria coincidenza, questo è il primo volume dei millenni Einaudi, con una sobrietà che in qualche misura è certamente un po' differente dal bianco, si direbbe Gaimard, come è stato detto dai critici, che noi vediamo nella edizione, nella splendida edizione critica licenziata a cura di Francesco Giasi. Come vedete,
per alcuni versi gli esordi dei millenni sono strettamente legati, no? Sempre come sobrietà di scelta, a quelle delle lettere dal carcere, e prima ancora all'incunabolo e inaudiano, stavolta doppiamente inaudiano, degli scritti di economia, appunto di Luigi Einaudi. E Molina informerà, come possiamo dire, tutte le realizzazioni che in qualche misura richiamano in maniera più puntuale il sobrio e sabaudo stile tipografico della casa editrice Einaudi, che, vorrei ricordare, rappresenta per l'editoria mondiale, non solo naturalmente con il suo catalogo un punto fermo appunto dell'editoria mondiale, ma anche per le straordinarie scelte grafiche è un altro esempio, no, straordinario, assolutamente, di cui cogliere i frutti più produttivi. D'altra parte, se noi sfogliamo uno splendido catalogo curato da Claudio Pavese, l'omonimia è del tutto incidentale, però è oggi il più grande collezionista, straordinario collezionista delle edizioni Einaudi. Il 47 fu prodigo anche di altre prove grafiche e fu un anno veramente felice, perché in quell'anno esordisce una collana storica straordinaria che furono i Coralli, che avevano però ben altra ricchezza grafica, ben altra vivacità compositiva, no? E come vedete queste tre importantissime collane, da una parte un libro, come dice Franco, fondativo della casa editrice Einaudi, cioè le lettere dal carcere, dall'altra l'ammiraglia della casa editrice Einaudi, cioè la collana più importante, i classici della letteratura mondiale, nascono singolarmente lo stesso anno, e la più vivace collana di scrittori contemporanei, anche questa, no? Ha il dies emissionis al giorno di nascita proprio nel 1946. Ovviamente sono delle singolari coincidenze su cui non voglio, sarebbe casomai poi interessante indagare proprio nel mare magnum dell'archivio storico della casa editrice Einaudi. È interessante, si parlava anche stamattina con Marco Lorenzetti, che tra l'altro all'Accademia insegna storia della tipografia, quanto queste grafiche siano state importanti, ma io voglio andare oltre e ti voglio fare una domanda. La grafica di questa prima edizione può avere un futuro? La grafica di questa prima edizione ha un futuro corrente. Fra le nuove accessioni della biblioteca mi è capitato di vedere un filiforme libretto, uno scritto inedito di tale Emilio Lussu, no? Giusto per rientrare, pubblicato da una piccola casa editrice milanese fondata da un palermitano assai vivace e curioso, no? Che si chiama Vincenzo Campo, no? La tipografia, la titolazione della casa editrice richiama un milanese doc, Henry Bile, no? Che in realtà fa riferimento ai confini stendaliani. Allora, questa piccola casa editrice si permette, l'uso sfrenato nel 2021 e probabilmente negli anni successivi, di continuare a comporre con macchine compositrici monotype e linotype. Ma il futuro ancora più dignitoso della esangue forma grafica voluta dal segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti, tipografo bibliofilo, lo possiamo definire così, forse senza neanche grossa impudenza, ha un interprete straordinario, ma l'abbiamo già citato, è a due passi dalla casa editrice Einaudi, e ancora Enrico Tallone, che continua a stampare sontuosi volumi. Basta vedere la serie dei manuali tipografici, dei punti di riferimento imprescindibile per una riflessione sulla tipografia e sui prodotti e sugli elementi paratestuali del libro, carta, carattere e quant'altro dell'intero Novecento. Il futuro, passatemi il titolo di un libro einaudiano, ha un cuore antico. Sì, bellissimo, un libro di Carlo Levi, certo.
Ti ringrazio Luigi per questa tua diciamo lezione esemplare, perché si parte dagli esempi per dare un esempio di come si deve parlare di tipografia. Marcello. Ho ascoltato con molto interesse, per me materie anche nuove, quindi insomma molto istruttivo, no? Molto interessante anche perché poi si fa un percorso oltre alla questione dell'editoria e insomma, le diverse caratteristiche nella stampa, poi stiamo parlando anche di veramente un periodo importante. Ne abbiamo parlato anche stamattina dal punto di vista editoriale, cioè quanto veramente c'era il pensiero intellettuale che era per costruire anche una nuova società, cioè veramente c'era un progetto culturale dentro questo mondo editoriale, no? Con delle grandi menti che ci lavoravano, quindi in generale. Quindi, speriamo che si possa anche recuperare questo nel tempo. Questo spirito. Esatto, questo spirito che insomma noi l'altro giorno, il 23, abbiamo dedicato questa maratona proprio per la giornata mondiale del libro e lo crediamo fortemente anche per il lavoro che facciamo, che proprio nel progetto, dal chi scrive all'editoria, alla divulgazione, poi ci vuole un grande progetto di sviluppo culturale e allora i libri diventano degli strumenti potenti. E dentro questo, Gigi, ovviamente non ti salutiamo perché tu ci guiderai negli altri interventi, quindi starai con noi praticamente tutto il pomeriggio. Adesso noi andremo a Cagliari per un'altra tappa di questo viaggio nei luoghi gramsciani che ovviamente Peppe ci presenta. Io ogni tanto chiamo Peppe perché insomma è il nome col quale abitualmente chiamo Giuseppe, quindi ogni tanto mi scappa. Giuseppe, a te la parola, ci presenti la quarta tappa di questi luoghi gramsciani. La tappa in Piazzetta Dettori a Cagliari e chi legge è Stefano Giacone, una presentazione doverosa a Stefano Giacone, che è uno dei musicisti più seminali di fine anni 80, appartenente a uno dei gruppi più importanti, Franti, dove tra l'altro la cantante era Lalli, che vedremo nel video successivo. Da buon intellettuale anche dei video, degli spettacoli teatrali. Ricordo che nel 2015 vinse il premio Fratelli Cervi per un suo spettacolo teatrale sulla Resistenza. Ha donato alla Biblioteca Gramsciana un fondo che si chiama Fondo Giacone, che sta nella Biblioteca Gramsciana, e ha voluto fare questa lettura presso la Piazzetta Dettori, appunto la piazzetta a fronte il liceo che Gramsci frequentò tra l'8 e l'11. Bene, allora Antonello, ci prepariamo con questa lettera e ovviamente poi avremo nuova immagine che ci ha donato Marco Lorenzetti, che ci porterà sino alle 16:30 per il successivo appuntamento con Leonardo Pompeo d'Alessandro. Quindi prego Antonello, andiamo a Cagliari. «3 ottobre 1927. Carissima mamma, ho ricevuto l'assicurata del 26 settembre. Ringrazia tanto Carlo. Ho ricevuto pure la predica di Prete Poddighi, ma essa non è molto divertente. Certo non c'è l'umorismo fresco e paesano di quella al popolo de Sumasuddas. Con uno sforzo di memoria, nonostante che l'abbia sentito poche volte, sono riuscito a ricordarmene interi brani e perciò te l'avevo domandata. Credo di averti scritto qualche lettera che non hai ricevuto. Non so spiegarmi altrimenti la mancanza di notizie. Non sono stato ammalato e non mi sento male.
In quest'ultimo tempo ho rinunziato alla lettura dei giornali quotidiani per poter andare qualche ora in compagnia di altri detenuti. La compagnia, come puoi immaginare, e quale può offrirla il carcere, perché non è permesso andare con altri detenuti politici. Si tratta cioè di imputati di reati comuni. Tuttavia trovo un po' di svago e il tempo passa più rapidamente. Mia cognata è uscita dall'ospedale e viene a visitarmi di tanto in tanto. È ancora in convalescenza e fa dei grandi sacrifici per me. Ogni giorno viene al carcere e mi manda qualche cosettina prelibata da mangiare, della frutta, della cioccolata, dei latticini freschi. Poverina, non riesco a convincerla di non affaticarsi tanto e di pensare un po' più alla sua salute. Io sono persino un po' umiliato di tanta abnegazione, che qualche volta non si trova neanche nelle sorelle. Volevo dirti una cosa. Io non ricordo più quali libri si trovano ancora a Ghilarza. Ricordo che nel 1913 avevo a Torino comprato uno stock di libri sulla Sardegna, della biblioteca di un marchese di Boyle, i cui eredi si erano disfatti dei libri di argomento sardo. Qualcheduno, mi pare di ricordare, l'avevo portato a Ghilarza nelle vacanze. Vorrei avere, se ci sono ancora, il libro del generale La Marmora sui suoi viaggi in Sardegna, scritto in francese, e le storie del barone Mannu. Questi due mi pare che siano proprio a Ghilarza. Avevo un grosso volume rilegato, molto grosso, del peso di almeno 10 kg, con la raccolta di tutte le carte d'Arborea, ma non ricordo se l'avevo portato. Un volumetto che invece ci deve essere è dell'ingegnere Marchesi, con Quintino Sella in Sardegna. Se trovi qualcuno di questi libri in casa, fammelo mandare. Dì a Carlo che se gli capita di comprare qualche numero della rivista Il Nuraghe, me lo mandi dopo averlo letto. Quando ti capita, mandami qualcheduna delle canzoni sarde che cantano per le strade i discendenti di Pirisi Pirione, di Bolotana. E se fanno per qualche festa le gare poetiche, scrivimi quali temi vengono cantati. La festa di San Costantino a Sedilo e di San Palmerio le fanno ancora, e come riescono. La festa di San Isidoro riesce ancora grande? Lasciano portare in giro la bandiera dei quattro mori? E ci sono ancora i capitani che si vestono da antichi miliziani? Sai che queste cose mi hanno sempre interessato molto. Perciò scrivimele e non pensare che sono sciocchezze senza capo né coa. Dei bambini non ricevo notizie da qualche tempo, ma spero che stiano bene. Ti abbraccio affettuosamente insieme a tutti. Tuo Nino.
Eccoci qua nuovamente in diretta, quindi partiamo con un'altra incontro nuovo di questa lunga maratona streaming dedicata ad Antonio Gramsci per l'84esimo anniversario della morte. Quindi proseguiamo con questo viaggio. Io passo subito la parola a Giuseppe Manias, così entriamo nel nuovo argomento e ci presenterà poi Gigi l'ospite e il tema. Sì, adesso andiamo nel secondo appuntamento di questo pomeriggio, che è il Tribunale Speciale, in cui avremo come relatore Leonardo Pompeo d'Alessandro. Curerà, insomma, dialogherà con Luigi Manias, così anche per le persone che mi hanno dovuto seguire e dialogare con tutti gli ospiti la mattina, adesso sarà un po' di sollievo, avranno un altro intervistatore. Ma ringrazio Leonardo, il suo libro La giustizia fascista, un libro edito il Mulino molto, molto importante. Passo la parola a Luigi, che presenterà il nostro ospite e dialogherà con lui. Buonasera a tutti gli internauti, un nuovo saluto con Leonardo Pompeo d'Alessandro, che ha un incarico di insegnamento presso l'Università Bocconi di Milano, già assegnista di ricerca presso la Sapienza e presso la stessa Bocconi. È componente autorevole del Consiglio Scientifico della Fondazione Gramsci e diciamo che fa parte in pianta, potremmo dire quasi ovviamente stabile, di quella officina gramsciana che raccoglie valentissimi e giovani studiosi attorno all'opera nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, ma fa parte anche della redazione delle carte e le storie diretta dal nostro conterraneo Guido Melis, che abbiamo sentito ieri parlare delle lettere dal carcere, che come noi sappiamo è il tema predominante di questa sessione pomeridiana. Come ha già richiamato Peppe, è autore, per i tipi del Mulino, di questo apparentemente agile volume che in 290 pagine, compresi gli indici, fa giustizia della giustizia fascista. Nel senso che è una disamina accurata con uno spoglio scrupoloso di un numero consistente di fondi archivistici, quasi una trentina, fa veramente luce su una pagina fondamentale relativa al Tribunale Speciale dal 1926 al 1943. I riferimenti gramsciani, ovviamente, parlando di questo bel libro di Leonardo, sono ineludibili, perché probabilmente può essere considerato l'imputato, o fra gli imputati certamente più illustri. È vero, come si legge in quarta di copertina, Leonardo, che il Tribunale voleva essere una prova generale della fascistizzazione della giustizia? Intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio il Centro Servizi Culturali e la Biblioteca Gramsciana. È vero, sì, quello che è emerso dalla documentazione è che in realtà il Tribunale Speciale, diciamo così, nasce sull'onda degli eventi nel 1926. E in primo luogo dei 4 attentati o presunti tali attentati a Mussolini, e in particolare qual è, diciamo, un punto di non ritorno è l'attentato di Bologna attribuito ad Antion Zamboni. È quello un punto di non ritorno, ovvero è quello il punto in cui l'ala, diciamo, anche più estrema del regime riesce ad ottenere che subito vengano emanate delle leggi per reprimere il più pesantemente possibile, con la reintroduzione della pena di morte, gli oppositori politici. In realtà il Tribunale Speciale si inserisce in un processo, a mio giudizio, più ampio, che parte dal 1925, dal gennaio del 1925, cioè la riforma del codice penale e del codice di procedura penale. L'idea originaria di Mussolini era di delegare, di Mussolini e di Rocco, che è l'artefice un po' di tutta questa legislazione repressiva di questi anni,
era quella di utilizzare non un tribunale speciale per reprimere l'opposizione politica, ma utilizzare addirittura la magistratura ordinaria creando una sezione ad hoc presso la Cassazione o utilizzando le corti di assise. Il progetto ovviamente era più di lungo periodo, nel cavalcare degli eventi di quei mesi non fu possibile, ma in realtà poi diciamo, quello che provo a mostrare nel libro è che in parte questo progetto riesce, cioè nel momento in cui il Tribunale Speciale viene istituito avrebbe dovuto durare, o almeno così diceva la legge, avrebbe dovuto durare per 5 anni, cioè si riteneva che in 5 anni l'opposizione sarebbe stata, era una data fittizia. Nel 1931 il Tribunale Speciale, diciamo così, diventa, se vogliamo, ordinario, cioè viene inserito pienamente nel codice di procedura, nel codice penale. Ben 73 articoli del codice penale vengono delegati al Tribunale Speciale. Ciò rende di per sé il Tribunale Speciale un'istituzione stabile, non provvisoria come prevedeva all'inizio la legge. Poi non riuscirà il fascismo nei suoi obiettivi complessivi per altri motivi, ma poi nel caso ci entriamo forse più approfonditamente dopo. L'organico di questa magistratura, del Tribunale Speciale, quindi di una magistratura speciale, in realtà immagino fosse preso dalla magistratura ordinaria, dai ruoli della magistratura ordinaria. Fu un passaggio indolore, nel senso che il magistrato ordinario si trovò benissimo in un contesto emergenziale e speciale, oppure in realtà intravediamo una dialettica che dalle carte, dallo spoglio archivistico tu hai riscontrato o meno? Ma in realtà non è così scontata la presenza dei magistrati ordinari nel Tribunale Speciale, nel senso che fino ad ora si è sempre pensato al Tribunale Speciale come un tribunale molto vicino ai tribunali militari istituiti, non so, durante il brigantaggio nel 1863 o durante la Prima Guerra Mondiale, con ovviamente un accento più politico per la presenza dei membri della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ma in realtà era stato un po' il cavallo di battaglia anche della magistratura nell'immediato secondo dopoguerra, nel dire che poiché il fascismo non si fidava della magistratura ordinaria, ha dovuto istituire un tribunale ad hoc per reprimere l'opposizione. In realtà quello che poi è emerso dalla ricerca è a far parte del ben presto anche i magistrati ordinari, e vi entrano proprio perché vi entrano a partire dal 1928 e vi entrano proprio perché il regime aveva trovato nella magistratura militare un limite. Nella magistratura militare un limite a condurre processi di natura politica, quindi ritiene che addirittura sia la magistratura ordinaria più competente nell'azione di repressione dei reati di natura politica. Quindi questo, diciamo, è un punto significativo e ovviamente io nel conteggio che ho potuto fare dei componenti complessivi del Tribunale Speciale, il numero di magistrati ordinari che si avvicendano nei circa 17 anni di attività del Tribunale Speciale sono 17, più dei magistrati militari, e vi entrano a partire dal 1928 e ovviamente parliamo di elementi molto ma molto vicini al fascismo, se non propriamente fascisti. Parliamo di questa componente, parliamo di una componente più e una componente che è a suo agio all'interno del Tribunale Speciale. Diversa sarà quella parte di magistrati ordinari che entreranno durante la guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, magistrati ordinari che avranno diciamo, si occuperanno più di reati di natura economica, quindi diciamo già lì forse una distinzione si può fare, ma per quanti entrarono a partire dal 1928, diciamo, furono a proprio agio al loro interno, e tra questi un magistrato ordinario, per andare sul nostro tema gramsciano, è sicuramente Isgro. È un magistrato ordinario e Isgro viene consigliato, la sua presenza nel Tribunale Speciale viene consigliata addirittura
da Rocco, proprio per la sua impronta e la sua vicinanza al regime fascista. E non a caso uno dei primi processi, se non il primo processo di cui si occuperà Esgrò, che verrà affidato a Esgrò come pubblico ministero, fu proprio il processo a Gramsci e alla centrale comunista. È un personaggio davvero interessante, no? Addirittura lui proporrà nella sua requisitoria per Gramsci, ma per tutti gli altri imputati, per Gramsci proporrà una condanna a 25 anni di detenzione, che poi sarà ridotta a 20 anni dalla Corte, dal Presidente del Tribunale, ma in realtà la sua proposta era di 25 anni. Come per Terracini era di 26 anni la condanna. La sua requisitoria dice appunto che bisognava dare a tutti i costi un esempio attraverso questo processo, attraverso il processo a quella che era la centrale comunista, quelli che erano ritenuti maggiori oppositori del regime, uno dei motivi per cui il regime istituisce questo tribunale. Quindi diciamo, è una figura che va indagata anche sotto questo aspetto, quello che insomma il magistrato che è noto a tutti per aver detto bisogna impedire a questo cervello di funzionare per almeno 20 anni, che poi insomma lui negherà, in realtà negherà di aver detto, e non ci sono tracce, o almeno io non ne ho trovate, che lui non abbia detto questa frase. Diciamo, le prime tracce che ho riscontrato sono proprio nell'articolo di Togliatti, Antonio Gramsci in capo della classe operaia, probabilmente, chissà, riportata da quelli che erano stati presenti durante il processo, come tante altre testimonianze raccolte nel corso degli anni 30 su quel processo. Perché la vicenda di Gramsci, come tu dici nella nota a pagina 50, è paradigmatica? Perché è esemplare la vicenda di Gramsci nell'ambito della repressione attuata dal Tribunale speciale? Gramsci è un parlamentare. È un parlamentare che verrà dichiarato decaduto dalla sua funzione il 9 novembre, ma già l'8 novembre a sera sarà arrestato in spregio proprio di quelli che erano i diritti e le garanzie costituzionali previste dallo statuto albertino. E Gramsci vive dall'8 novembre fino alla metà di dicembre in una sorta di, a mio giudizio, di limbo giuridico. Viene rimpallato dalle diverse procure. La denuncia parte in seguito, nel settembre del 26, in seguito all'arresto dei 2 corrieri comunisti, quindi della documentazione che viene ritrovata. La denuncia parte dalla questura di Bologna, viene rimpallata poi a Milano a sua volta si ritiene non competente, viene rimpallata a Roma e a Roma si ferma nel momento in cui proprio viene istituito il Tribunale Speciale, e quindi a partire dal dicembre si troverà, diciamo, il giudice adatto a giudicare Gramsci come tanti altri imputati comunisti e non solo di questo periodo. Perché dal dicembre entra formalmente, vengono pubblicati i decreti attuativi della legge istitutiva del Tribunale Speciale, e il Tribunale Speciale entra formalmente in funzione, per quanto dagli inizi di febbraio poi ci saranno i primi processi. E da questo punto di vista è paradigmatico, a mio giudizio, degli obiettivi che il regime aveva di reprimere l'opposizione, far reprimere l'opposizione antifascista da un giudice ad hoc. Quindi, diciamo, ci sono una serie di imputati che aspettano che questo tribunale venga istituito prima che prima di essere sottoposti a processo. Fu una macchina efficace ed efficiente? Le intenzioni diciamo del regime vennero tutte prontamente o comunque realizzate?
Fu una macchina efficiente perché, diciamo, sotto la sua scure, diciamo così, passarono oltre 20.000 antifascisti di qualsiasi tipologia. Dico 20.000 perché questi sono più di 20.000, perché questi sono, diciamo, i risultati della mia ricerca rispetto ai numeri che si è sostenuto fossero dei feriti, gli imputati feriti fino ad ora. Fino ad ora si è parlato di circa 15.000 imputati, a mio giudizio sono oltre 20.000 deferiti al Tribunale Speciale e processati, a mio giudizio, oltre 10.000 e non intorno ai 5.000 come fino ad ora si è ritenuto. Quindi fu una macchina sicuramente efficiente da questo punto di vista. I principali obiettivi erano gli antifascisti in generale, erano in primo luogo i comunisti, proprio per la capacità di mantenere un'organizzazione ancora all'interno, un'organizzazione clandestina ancora all'interno del paese. Ma l'obiettivo erano anche, uno degli obiettivi principali era anche la persecuzione di sloveni e croati che abitavano nel confine orientale, in quei territori che erano stati annessi all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Anche lì, diciamo, il regime agì davvero duramente e contro di loro furono emanate la gran parte delle condanne a morte. Anche da questo punto di vista i numeri sono ben più alti dagli ultimi calcoli che ho potuto fare. Parliamo di 77 condanne a morte, fino ad ora se ne è sostenuto fossero 40, chi ha sostenuto 60, insomma. Quindi, diciamo, la ricerca mi ha consentito di entrare, di capovolgere un po' il punto di vista, non ragionare, non partire dagli imputati del Tribunale Speciale, ma partire complessivamente da questa macchina, come funzionava, chi vi operava al suo interno, chi influiva, come cambiò nel corso degli anni, e cambiò nel corso degli anni, non si ferma alla legge istitutiva del novembre del 26, abbiamo detto della magistratura ordinaria, abbiamo detto del codice penale nel 31, nel 39 cambierà ancora. Insomma, a mio giudizio, e la definisco così, un istituto anfibio che in qualche modo si adatta alle diverse esigenze del regime in costruzione nel corso degli anni. Onorevole Gramsci, lei deve avere degli amici che vorrebbero tenerla in prigione per un bel pezzo. Chi era Enrico Macis? Enrico Macis, che ovviamente, naturalmente questa ricerca mi ha consentito, io già mi sono occupato di Macis in passato, della sua figura, lavorare sulla macchina Tribunale Speciale mi ha consentito, a mio giudizio, di affinare anche un po' la lettura di questa figura. Era il giudice istruttore di Gramsci, un giudice istruttore che non entrò mai a far parte del Tribunale Speciale. Questo è un punto importante, perché Macis era il giudice istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Milano. Nel corso del primo anno il Tribunale Speciale, appena entra in funzione per tutto il 1927, gran parte del 1927, delega ai tribunali militari territoriali l'istruzione dei suoi processi. Poi a partire dal 1928 invece accentrerà i processi, proprio perché accentrerà a Roma i processi e il tribunale si munirà di un suo personale ad hoc, quindi di suoi giudici istruttori, di suoi magistrati, di suoi pubblici ministeri. Ma per tutto il primo anno si delega ai tribunali militari territoriali la competenza. E Macis si ritrova insieme a seguire non solo il processo a Gramsci, ma dalla documentazione che ho potuto vedere nel corso tra il 27 e il 1928 segue ben 45 processi del Tribunale Speciale, istruttorio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. E l'idea che mi sono fatto di Macis è un po' diversa, diciamo, da quella che solitamente almeno si è attribuita fino ad ora, cioè a mio giudizio va un po' svuotata della carica politica che è stata attribuita a questa figura. Nel senso che è un giudice istruttore militare che fa il suo lavoro di giudice istruttore militare, ovvero
come tutti i tribunali militari, diciamo, non badano ad un'eccessiva garanzia dei diritti costituzionali, ovvero hanno delle competenze ben specifiche. Macis, entrando nel processo ai dirigenti comunisti, si attiene a quella che è la legge del tribunale speciale, del tribunale militare, e non si occupa, e non, da quello che ho potuto riscontrare, non segue nemmeno quella che prevedeva la legge istitutiva del tribunale speciale, cioè la procedura penale militare per il tempo di guerra. Era quella la procedura che si doveva applicare per i condannati del tribunale speciale. Lui su Gramsci, ma sul processo ai dirigenti comunisti, ma questo andrebbe verificato anche sugli altri processi che segue, lui invece applica la procedura militare per il tempo di guerra, per il tempo di pace. Non è una sottigliezza, nel senso che è il motivo per cui Macis si ostinerà fino fino alla chiusura dell'istruttoria a cercare le prove che sostanziassero le accuse nei confronti degli imputati. Fino a 4 giorni prima, 5 giorni prima della chiusura dell'istruttoria, Macis ancora invia delle richieste ai prefetti d'Italia affinché trovassero delle prove che potessero sostanziare le accuse. E i prefetti rispondevano che non trovavano assolutamente nulla di quello. Non era tenuto a farlo Macis. Macis seguiva la procedura che avrebbe seguito in qualsiasi altro processo di natura militare. Non era tenuto perché la procedura militare del tempo di guerra prevede invece che bastavano i verbali dei questori. Quindi non c'era bisogno di prove, bastava la testimonianza del questore, i verbali del questore per poter sostanziare l'accusa. E prova ne è anche il fatto che un documento che ho ritrovato, una lettera del presidente del tribunale Cristini a Mussolini dell'autunno del 1928, proprio riferendosi all'azione del Tribunale Militare Territoriale di Milano, dice: finalmente non dovremo più affidarci a questi tribunali che si dilungano continuamente alla ricerca di prove e fanno durare i processi per oltre 2 anni, quanto in realtà possiamo chiudere i processi solamente in 2 o 3 mesi. Diciamo, c'è un diverso modo di agire della magistratura militare rispetto al tribunale speciale, motivo per cui il tribunale speciale a partire dal 1928 verrà smilitarizzato sostanzialmente. I militari saranno sempre di meno via via nel corso degli anni, non riscuotevano la fiducia perché non avevano la capacità di leggere in misura politica i reati. Questo è il limite che viene individuato subito. Grazie. Grazie a voi davvero, grazie a te. Bene, insomma, grazie professor D'Alessandro, dottor D'Alessandro, perché insomma è stato un'altra, per me molto interessante perché non conoscevo tante delle cose che sono state dette, quindi molto anche istruttivo. Ne approfitto, leggo, i colleghi mi hanno rigirato un messaggio che è arrivato dalla diretta Facebook, dove Mondino Giuliani dice, dell'associazione Amici di Antonio Gramsci di Sorgono: dal momento che durante la maratona si parla del tribunale speciale, approfitto per chiedere se fosse possibile la riapertura del processo fatto da Antonio Gramsci con la collaborazione di tutte le associazioni e non adesso dedicate. Questa è la richiesta che io leggo per comunicare, perché voi magari non l'avete vista. E niente, ringraziamo anche le persone che intanto scrivono, lanciano dei messaggi o salutano, perché vuol dire che ci stanno seguendo, ci stanno ascoltando anche questo pomeriggio. Peppe. Sì, ringrazio anch'io il dottor D'Alessandro per questo capitolo importante della storia di Gramsci. Spesso le domande sono: ma perché Gramsci è stato imputato, perché è stato condannato? E l'intervento è riuscito a spiegarci quali sono poi tutti i meandri della sua condanna, i quali erano appunto i passaggi anche istituzionali, soprattutto istituzionali, del Tribunale Speciale. Adesso ascolteremo un'altra lettera, che è l'unica delle 7 lettere che leggiamo che non è dal carcere, ma è una lettera che
che Gramsci scrive a Julka da Vienna. Ed è una lettera che parla di Torino. E Lalli, che è una storica scrittrice, cantautrice, anche lei con i Franzi, ma anche da sola ha scritto bellissime canzoni, anche una sulla Brigata Alphaville, quindi sulla Resistenza. Leggerà questa bellissima lettera che parla da Torino, quindi Lalli da Torino. Bene, allora ci spostiamo, lasciamo nel percorso gramsciano la Sardegna da stamattina che abbiamo ripercorso, e adesso ci trasferiamo a Torino. Prego Antonello. Questa è la casa dove abitò Gramsci a Torino dal 1913 al 1922. Antonio Gramsci a Giulia Schust. Vienna, 16 aprile 1924. Cara Julka, ho ricevuto la tua lettera dell'8 che ha dissipato tutte le nubi e tutti gli equivoci. Non dobbiamo più parlare di morbosità né di altre consimili sciocchezze. Dobbiamo solo volerci bene e avere pazienza. Aspettare di trovarci ancora insieme e cercare di trovare il modo di stare insieme quanto più a lungo è possibile. Ecco la sola causa di tutto il nostro malessere, che ci induce ad approfondire, cioè a dilaniare inutilmente noi stessi, in traccia di cause recondite. Io certamente non mi ci lascerò più prendere a questo atroce gioco. Sono tranquillo, sono sicuro, non ho più dubbi. Nessuna goccia di metallo fuso minaccia le mie tenere carni. Non sarà facile aver pazienza, ma insomma non creerò più una metafisica dell'impazienza. E anche tu devi fare come me, non devi tormentarti dietro dei fantocci. Io riconosco che la colpa è mia, in gran parte, perché io, insomma, sono più anziano e più sperimentato. Non avrei dovuto scriverti la lettera che ti ho scritto, perché adesso che ci penso non credevo molto a ciò che scrivevo e traducevo solo in parole il malessere dei miei nervi e gli scarafaggi che mi passeggiavano nel cervello. Siamo stati troppo poco insieme e quel poco ancora l'abbiamo rubato al caso. La nostra felicità era un contrabbando del giorno per giorno, goduto in una misteriosa capanna della foresta. Ciò ha lasciato troppo rimpianto in tutto il nostro essere, troppe vibrazioni che continuavano e continuano ad agitarci insoddisfatte. Ecco la causa del nostro passeggero malessere. In fondo non abbiamo avuto il tempo di sentirci marito e moglie. Siamo stati solo degli amanti in luna di miele. Ricordi la mia proposta per lo statuto del partito? Io non posso pensare senza una profonda commozione a questo periodo che ci ha dato la felicità e ci ha unito moralmente e intellettualmente. Ricordi le tue esitazioni? Avevi ragione e io lo sentivo, ma più avevo ragione io. Se io fossi partito senza che le nostre vite si fossero fuse, senza che la felicità d'essere l'uno dell'altro avesse fatto più fortemente vibrare tutto il nostro essere, avremmo noi superato questa crisi che è stata poi così piccola cosa? Non lo so. Tanto sono cambiato che non so neppure immaginare ciò che sarebbe altrimenti successo. Ma nulla di bene, io credo. Il nostro sarebbe stato, e più ci sarebbe sembrato con la lontananza, un piccolo romanzo, un bianco mangiare alla Matilde Serao. Così mi pare, almeno, per quanto possa riuscire a ricostruire in ipotesi assurda.
Oggi invece penso così. E se anche per una dannata ipotesi dovessi rimanere ancora per molto tempo lontano da Julka, cosa succederebbe? Certo, mi struggerei parecchio. Il pensiero di altre vite che si svolgono lontano da me sarebbe un assillo continuo, ma non perciò dispererei o sarei meno forte. Attenderei e verrebbe pure il giorno in cui ci si ritroverebbe insieme e si tornerebbe bambini e ci si mostrerebbe la lingua e il tempo passato sembrerebbe cancellato d'un tratto dal ricordo. Ciò penso oggi, anche perché sono sicuro di rivederti fra breve, di nuovamente tenerti fra le mie braccia, per baciarti gli occhi, per baciare i tuoi polsi, il tuo collo, per baciarti tutta appassionatamente, come un bambino goloso. Perché ti voglio immensamente bene e capisco come possano assumere un significato reale anche le espressioni che sembrano divenute banali per il troppo uso che ne ha fatto la gente. Tutto si rinnova perché il nostro amore è una cosa nuova e noi siamo originalissimi volendoci bene così come ce lo vogliamo, anche tormentandoci un po' qualche volta. Pare che proprio questa volta il destino crudele abbia proprio voluto che io fossi deputato di Venezia. Andrò quindi in Italia per qualche giorno, ma poi ritornerò a uscirne per andare all'esecutivo allargato dell'Internazionale. Le elezioni sono andate molto bene per noi. Le notizie che il partito ha ricevuto dai vari posti sono ottime. Abbiamo preso 304.000 voti ufficialmente, ma in realtà ne avevamo certamente preso più del doppio e i fascisti hanno pensato di attribuirseli, cancellando con la gomma il segno comunista e tracciandone uno fascista. Quando penso ciò che sono costati agli operai e ai contadini i voti datimi, quando penso che a Torino, sotto il controllo dei bastoni, 3.000 operai hanno scritto il mio nome e nel Veneto altri 3.000 in maggioranza contadini hanno fatto altrettanto, che parecchi sono stati bastonati a sangue, perciò giudico che una volta tanto l'essere deputato ha un valore e un significato. Penso però che per fare il deputato rivoluzionario, in una camera dove 400 scimmie ubriache urleranno continuamente, ci vorrebbe una voce e una resistenza fisica superiori a quelle che io abbia, ma cercherò di fare del mio meglio. Sono stati eletti alcuni operai energici e robusti che io conosco bene e conto di poter svolgere un lavoro non del tutto inutile. Qualche fascista di mia conoscenza si torcerà più di una volta dalla rabbia. Ma di ciò parleremo a voce, perché ci sarà il tempo, dato che la Camera si aprirà solo il 24 maggio e alle prime riunioni io non potrò assistere perché sarò vicino a te, per mostrarti la lingua, in attesa di mostrarla a Mussolini. Ti bacio, Choroshaya, Slavnaya, Lublimaya, Rodnaya. Ti bacio, bella, buona, amata, cara, GR.
Ciao a tutti, siamo quasi in linea di arrivo, diciamo, mancano ancora due interventi e il prossimo è un intervento, sempre per motivi tecnici abbiamo dovuto registrare. L'intervista l'ha effettuata Luigi Manias e l'ha effettuata al professor Giancarlo De Vivo dell'Università di Napoli Federico II. È un intervento molto importante per chi ha letto le lettere. Spesso Gramsci si rivolge a un amico importante, un amico che tratta alla pari. Ecco, non c'è mai un atteggiamento anche logico nei suoi confronti. Vi è un vero e proprio intervento, un rapporto alla pari, e questo amico è Piero Sraffa. Giancarlo Del Vivo ha scritto delle biografie su Piero Sraffa, ha curato l'importantissimo catalogo della biblioteca di Piero Sraffa, e questo intervento, che adesso andremo a vedere registrato, ha il titolo di Gramsci e Sraffa nelle lettere del carcere. Bene, diamo il benvenuto al professor Giancarlo De Vivo, quindi proseguiamo con la nostra maratona streaming. Luigi Manias ci presenterà l'ospite, quindi a te la parola Luigi, insomma, buona chiacchierata. Grazie Marcello. Il professor Giancarlo De Vivo è stato docente di economia politica presso l'Università di Studi di Napoli Federico II, ma ha anche insegnato nelle università di Firenze, Modena, Napoli, Cambridge, visiting fellow del Trinity College di Cambridge nel 91 e nel 92, ed è tuttora membro del Light Table del collegio. Fa parte del direttivo della Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico, dirige la rivista Contributions to Political Economy pubblicata dalla Oxford University Press, e nel 2015 l'Accademia dei Licei gli ha conferito il premio Antonio Feltrinelli per le scienze sociali e politiche. È uno dei responsabili della pubblicazione online delle carte di Piero Sraffa, che è uno degli argomenti ovviamente di oggi e della nostra chiacchierata col professor De Vivo, ed è membro del comitato per l'edizione nazionale delle opere di Luigi Einaudi. Taccio, professore, delle sue altre innumerevoli benevolenze, ma altrimenti 20 minuti scorrerebbero troppo rapidamente. È anche autore, peraltro, e non solo peraltro, di questo bel volume, edito da Castelvecchio ormai 4 anni fa, nel 2017, Nella bufera del Novecento, Antonio Gramsci e Piero Sraffa, tra lotta politica e teoria critica. I due protagonisti del Novecento, come vedete, sono affiancati, perché affiancati lo furono nella vita professore. Una nota, semplicemente, il volume che oggi è in qualche misura l'oggetto prediletto di questa sessione pomeridiana, cioè l'edizione critica delle lettere del carcere di Antonio Gramsci, se andiamo a vedere l'indice dei nomi del volume, il nome di Piero Sraffa come ricorrenze è superiore del doppio rispetto a quello di Palmiro Togliatti. Ci può raccontare questa amicizia, se c'è stata, e come è stata, insomma, e perché è stata importante? Ma l'amicizia tra Sraffa e Gramsci è un'amicizia che data dal 1919, cioè quando Sraffa aveva 21 anni, e Gramsci ne aveva 5 di più, se non mi sbaglio. Perché Sraffa, che è a Torino, frequenta l'Università di Torino, partecipa al gruppo dell'Ordine Nuovo. Addirittura Togliatti una volta ha scritto che fu uno dei dirigenti degli studenti comunisti, del gruppo di studenti comunisti a Torino, quando si formò l'Ordine Nuovo, che come si sa comincia le pubblicazioni a gennaio, mi pare, del 19. Ci sono, prima dell'arresto di Gramsci nel 1926, ci sono 2 periodi in cui Gramsci e Sraffa hanno un rapporto molto intenso. Appunto il periodo 19-21 e poi il periodo 24-26. Il periodo 19-21 è il periodo
appunto dell'Ordine Nuovo, a cui Gramsci poi collaborerà sia pure da lontano, pubblicherà Gramsci pubblicherà nel 24 una lettera di Sraffa con un suo commento, però allora Sraffa non era in Italia, cioè il contatto diretto, diciamo, sono 2 periodi di 2 anni, 19-21 e 24-26, il periodo in cui Gramsci è a Roma. Sraffa ci va spesso, ci sono documenti che mostrano che ci deve essere stato un rapporto abbastanza intenso, avevano discussioni fino a notte tarda, sia Gramsci che Sraffa avevano l'abitudine di discutere fino a notte tarda, ancora nella clinica di Formia discutono fino a notte tarda, come ci viene detto. E poi naturalmente nel 26, nel novembre, Gramsci viene arrestato. Poco dopo, un anno dopo, nell'estate del 27, Sraffa si trasferisce a Cambridge, praticamente definitivamente, anche se continua ad avere molti rapporti con l'Italia, e comincia una fase diversa, ma non meno importante del rapporto tra i due, cioè anzi, appunto, visto che abbiamo menzionato questa ultima edizione critica delle lettere dal carcere, io vorrei dire che diciamo, non sono d'accordo nella presentazione che si fa delle lettere dal carcere in questa edizione come qualcosa di unilaterale, cioè pubblicare solo le lettere dal carcere di Gramsci a sé stanti, come si era fatto nel 1947, in un'edizione che per certi versi è stata giustamente criticata perché conteneva censure e omissioni, però che da un altro punto di vista aveva molto senso, cioè bisognava nel 1947 presentare Gramsci a un pubblico a cui era completamente sconosciuto, era sconosciuto perfino all'interno del Partito Comunista in sostanza, e allora effettivamente aveva senso presentarlo con una scelta, come viene detto esplicitamente, una scelta, anche se questo, ripeto, non giustifica certe omissioni dalla scelta, come una scelta di lettere e sottolineandone il carattere, il valore letterario di queste lettere. E effettivamente da quel punto di vista fu una scelta saggia e anche, diciamo, efficace. Gramsci, diciamo, le lettere al carcere colpirono molto, siamo nel 1947, è chiaro che, diciamo, esaltare l'aspetto di martire antifascista di Gramsci, un aspetto eroico, diciamo, che muore in carcere, anche se, diciamo, era stato poi negli ultimi 2 o 3 anni già liberato. Liberato no, viene liberato solo 4-5 giorni prima della morte. Muore a 47 anni, cioè è stato ammazzato sostanzialmente, però appunto aveva senso sottolineare anche l'aspetto letterario, tanto è vero che perfino uno certamente agli antipodi di Gramsci come Benedetto Croce in una famosa recensione esalta il valore dice è uno dei nostri, che, diciamo, colpisce come, specialmente per chi sa che Croce era un feroce anticomunista. Però l'importanza invece delle lettere oggi per noi non è per il loro valore letterario. Per il loro valore letterario non dico che bastava l'edizione del 47, ma insomma forse poco più, perché certamente quella del 65, insomma. Pubblicare questa edizione con 500 lettere ha senso perché queste lettere sono un importantissimo documento, e sono un importantissimo documento non di letteratura epistolare, come viene detto nell'introduzione a questa edizione, ma sono presentate queste lettere come un soliloquio sostanzialmente, cioè c'è soltanto le lettere di Gramsci, diciamo, parla come se parlasse nel deserto in un certo senso. È vero che ci sono delle note, peraltro non entusiasmanti, diciamo, l'apparato critico non è entusiasmante, se devo dire. Comunque
manca, non dico completamente, ma mancano molto gli interlocutori di Gramsci, e gli interlocutori di Gramsci sono principalmente due, sono la cognata Tatiana Schuch e Piero Sraffa, e in uno strano rapporto epistolare, perché Gramsci scrive, è autorizzato a ricevere lettere solo dai familiari. In teoria poteva chiedere autorizzazione a scrivere anche a non familiari, ma rifiuta di farlo. Quindi gli scambi tra Sraffa e Gramsci vengono mediati dalla cognata, cioè Gramsci scrive alla cognata, la cognata ricopia per Sraffa tutte le lettere di Gramsci e gliele manda, e d'altra parte Sraffa risponde alla cognata di Gramsci, che trascrive spesso anche interi brani delle lettere di Sraffa a lei nelle lettere che lei manda a Gramsci. Quindi diciamo, tant'è vero che una scelta, veramente ne manca una almeno, di lettere di Sraffa alla cognata di Gramsci è stata pubblicata da Gerlatana in un'edizione non tanto insomma, come dire, accettabile, soltanto col lato di Sraffa, come lettere a Tatiana per Gramsci. Effettivamente sono lettere sostanzialmente rivolte a Gramsci. Naturalmente sullo sfondo di questo c'è il Partito Comunista, cioè, perché sicuramente sapendolo Tatiana e sicuramente sapendolo Gramsci, le copie delle lettere che Tatiana manda a Sraffa vengono passate da Sraffa al partito. Gramsci è chiaro che lo sapeva, tant'è vero che in alcuni casi, come poi dirò, dice non passate questa lettera, e d'altra parte in un certo senso diciamo, avere in qualche modo un contatto col partito per Gramsci era un modo per continuare a diciamo, partecipare nella misura del possibile alla vita politica alla quale si era dedicato completamente, per la quale in fin dei conti muore. Era stato incarcerato. La tormentata storia della pubblicazione delle lettere dal carcere, a cui ho già accennato, perché appunto nel 1947 ce n'è una prima edizione che è decisamente una scelta, ma da cui sicuramente per motivi politici a cui vengono fatti molti tagli, e molte lettere non sono pubblicate, anche alcune, poi spiegherò pure perché, non erano ancora neanche conosciute al partito. Diciamo, la tormentata storia della pubblicazione, che secondo me sarebbe stato opportuno fare in dettaglio e documentatamente in questa edizione nuova, non viene fatto invece. Professore, giusto per alimentare la chiacchierata, volevo dirle, anche perché sono passati già 10 minuti, noi abbiamo la scadenza dei 20 minuti irrevocabile e irrinunciabile. Allora, l'apparato, concordo con lei, relativa alle lettere dal carcere, non poteva essere così esaustivo, perché questa sarà una missione che è un obiettivo precipuo dell'edizione nazionale degli scritti delle opere di Antonio Gramsci. Tuttavia, che appunto comprenderà anche i cosiddetti epistolari paralleli. Mentre relativamente alle lettere dal carcere, l'apparato in qualche misura fornisce, come possiamo dire, una mappa orientativa che è di sicura validità. Concordo con lei ovviamente sul fatto che certamente non è solo un'opera letteraria, ma un'opera tout court che abbraccia tantissimi stimoli e tantissime tematiche e motivazioni e discipline, ovviamente. Tuttavia, io vorrei ritornare sul rapporto Sraffa-Gramsci, perché in qualche misura Gramsci, per uscire dall'abbrutimento intellettuale, così, sollecita il suo amico Piero Sraffa ad aprire fondamentalmente un conto aperto in una libreria milanese, che è in pratica lo strumento che permetterà a Gramsci fondamentalmente di redigere i quaderni. È vero o è un po' eccessiva questa interpretazione? No, è vero. Il problema è che c'è documentazione sui fatti, per esempio appunto sul fatto che
fin dal primo momento, addirittura quando Gramsci è ancora al confino, Sraffa gli manda libri e poi gli apre il conto, quando mi pare, quando già è in carcere, gli apre il conto illimitato per acquistare libri, e anche sicuramente attraverso le lettere che lui scrive a Tatiana cerca di stimolare Gramsci a studiare, a occuparsi di qualche problema, appunto non abbrutirsi. Nella copia di Sraffa delle lettere dal carcere dell'edizione del 65, Sraffa annota al lato i punti in cui Gramsci dice ho ripreso a studiare, oppure dice non ce la faccio più, cioè era un argomento molto importante per Sraffa. In che cosa sia consistito il rapporto però sappiamo qualcosa, esistono ma molto limitatamente, cioè, anzi tant'è vero che un famoso libro, Perry Anderson, uno studioso del marxismo, scrive che è incredibile che Sraffa e Gramsci fossero così amici, avessero un rapporto così intenso e non avessero nessuna comunicazione intellettuale. Questa è una sciocchezza che io nel libro ho cercato di smentire, certo. Anche se però io, come dire, ci tengo a mantenere il più possibile, mantenermi il più possibile ai documenti. E allora sì, la documentazione per questi rapporti è scarsa, si può fare delle considerazioni, ma diciamo non ci sono prove sulla influenza reciproca. Devo dire che comunque la mia impressione è che l'influenza è molto da Gramsci verso Sraffa, cioè sicuramente Sraffa, che non ha mai scritto esplicitamente, diciamo, niente di pubblicato sul materialismo storico, che per Sraffa e Gramsci significa il marxismo, ma io ho trovato indirettamente, li ho pubblicati nel libro, degli elementi che fanno vedere come qualcosa che Sraffa scrive a proposito del materialismo storico risenta molto dell'influenza di Gramsci, in particolare dell'interpretazione non meccanicistica del materialismo storico, che è una cosa molto caratteristica di Gramsci, tanto che alcuni critici di sinistra, per così dire, di Gramsci lo accusavano di essere un idealista. Sraffa condivide questa interpretazione non meccanicistica, anche se è chiaro che non è un'interpretazione idealistica. In Sraffa è più chiaro forse che in Gramsci, e Sraffa certamente non condivideva. Una delle cose in cui non si condivideva le cose di Gramsci era proprio l'accettazione da parte di Gramsci di alcuni punti della filosofia di Croce, che invece Sraffa respingeva in toto, direi. Quindi diciamo Sraffa è influenzato sicuramente da Gramsci e non viceversa. Viceversa, direi che non c'è nessun elemento che lo... L'unica cosa, ma è un sospetto, come dire, un'ipotesi, cioè c'è una famosa lettera che Sraffa scrive nel 24 a Gramsci sulle prospettive politiche, che Gramsci pubblica sull'Ordine Nuovo. È una lettera in cui sostanzialmente Sraffa critica la posizione del Partito Comunista dicendo che bisognerebbe fare un'alleanza delle forze antifasciste, sostanzialmente, diciamo, sto molto semplificando. Gramsci la pubblica con un attacco molto forte, con un suo commento molto forte, però la manda anche ai compagni della direzione o del Comitato Centrale, non mi ricordo, certamente a Togliatti e altri, con un commento molto più articolato, molto più interessante, cioè appunto dice, ma forse lui sta ponendo all'ordine del giorno la questione della Costituente, che è un pallino per così dire di Gramsci. Gramsci da prestissimo, dal 19-20, diciamo, considera una fase costituente fondamentale per la politica italiana e del partito all'interno di questa, e devo dire che in un certo senso, non credo che tutti siano d'accordo, ma la posizione di critica di Gramsci all'internazionale, al partito, dopo la svolta del 29-30, secondo me
condivide, non voglio dire che deriva da quella di Sraffa, ma diciamo una posizione in cui critica diciamo, l'idea che le opposizioni democratiche al fascismo sono fascisti pure loro, il socialfascismo. Sì, certo. Sicuramente è consona a quello che Sraffa aveva scritto già nel 24. Non voglio dire che deriva da quella, ma insomma certamente simile, diciamo, sono consonanti. Quindi, professore, mi scusi, l'eredità letteraria di Gramsci, se la vogliamo definire così, mi riferisco alle lettere e ai quaderni, molto devono all'intraprendenza di Sraffa, cioè nel senso che presumibilmente senza Sraffa questo straordinario patrimonio non sarebbe arrivato a giusta pubblicazione. O sbaglio? Abbiamo poco tempo, la prego di essere sintetico. Sì, veramente deve moltissimo a Tatiana, solo che Tatiana stava molto a sentire quello che le diceva Sraffa, e Sraffa le consiglia che cosa fare, e quindi certamente Sraffa ha partecipato e ha una parte del merito nella conservazione dei quaderni, principalmente, le lettere erano uscite. E quindi diciamo, devo dire che c'è un episodio su cui non è mai stata fatta luce, cioè si sa che è successo questo, cioè Togliatti subito dopo morto Gramsci scrive a Sraffa: io non so niente di quello che Antonio ha scritto, potresti dirmelo, insomma, farmi una... E Sraffa dice più volte di aver fatto una relazione molto lunga e dettagliata sui quaderni. Questa lettera è scomparsa, questa mi sembra una cosa incredibile, francamente, incredibile. Cioè che una lettera di questa importanza, cioè è impossibile che, cioè non se ne è neanche parlato, cioè neanche a dire che si sia detto esisteva questa lettera, è successo, non so, che era conservata da qualche parte dove c'è stato un incendio, cioè mi sembra una cosa incredibile che sia stata sia persa. Professore, né Sraffa ricordava di averne fatto copia né di averne copia. Ma questo era tipico di Sraffa, se devo dire, a mano, e quindi diciamo, e non esistevano tante fotocopie allora, nel 1937, e quindi mandava, e lui è normale, diciamo, per le sue abitudini che non ne avesse tenuto copia, anche perché poi Sraffa, che era sorvegliato dalla polizia fascista e inglese. Terra, non conservava, il più possibile evitava di conservare documenti che relativi ai comunisti. I comunisti, anche in Inghilterra nel 25 viene arrestato diciamo, i capi del Partito Comunista vengono arrestati in quanto semplicemente comunisti e messi in galera per un anno. Che sarà poi il segretario, viene arrestato per un anno perché gli si chiede di abiurare, e se abiurava lo scarceravano. Lui non abiura e rimane un anno o qualcosa in più in galera in quanto semplicemente comunista. Quindi diciamo che Sraffa non ne abbia tenuto copia è normale, direi. Che sia andata persa la lettera mi sembra assolutamente anormale, se devo dire la verità. E chi conosce di più gli archivi, io scrissi pure a suo tempo a Nilde Iotti chiedendo, perché nell'archivio del Partito Comunista non c'è questa lettera, se per caso fosse rimasta, naturalmente, ma che tutto quello che aveva l'aveva dato al partito e che là doveva stare, ma, insomma, non so qual è il nostro tempo. C'è una cosa abbiamo purtroppo, caro professore, raggiunto il limite che c'era stato assegnato, e quindi per me sarebbe stato estremamente piacevole e interessante proseguire oltre, ma credo che dobbiamo attenerci. Un minuto? Eh? Posso dire una cosa brevissima? Certo. Sì, io ho documentato che Sraffa dalla fine del 32 smette di consegnare le lettere di Gramsci al partito, e smette di non lo smette completamente, ma non consegna al partito due lettere molto importanti, e smette completamente di consegnare le lettere di Tatiana a lui stesso. Questo non è mai stato rilevato, ed è un fatto molto importante. Uno, perché
Gramsci aveva chiesto che queste lettere non fossero consegnate al partito e quindi Sraffa, diciamo, fa quello che Gramsci chiede che sia fatto. Secondo, diciamo, queste lettere sono di grande importanza per la ricostruzione della storia e della rottura, anche se vogliamo, tra Gramsci e il partito. L'ultima cosa, vorrei leggere due righe di una di queste due lettere. Dice Gramsci praticamente fa una specie di come dire, riassunto della sua vita. Dice: certe volte ho pensato che tutta la mia vita fosse un grande errore, un dirizzone. Vi persuade ancora che ciò non è perfettamente vero. L'atteggiamento tuo, questo lo scrive a Tatiana, e specialmente quello dell'avvocato, cioè di Sraffa. Ringrazialo per quanto ha fatto per me e vorrà ancora fare. Con lui parlare di gratitudine mi pare ozioso. Poi, aveva scritto anche: quello che ti scrivo è riservato per te e per l'avvocato, ed è chiaro che questo è un messaggio di rottura col partito, non c'è nessun dubbio, perché il dirizzone chiaramente non può non comprendere anche la sua scelta di vita di militante rivoluzionario. Lui dice che si chiede se è stato un dirizzone e in fondo dice di no, e dice: mi conforta il parere dell'avvocato per questo, che di Sraffa. Però è una lettera di grande importanza. In questa edizione ultima mi sembra che non le venga dato il rilievo, diciamo, l'apparato, il rilievo che meriterebbe, perché c'è questo imbarazzo da parte degli ex comunisti nel riconoscere che il capo tanto osannato, fondatore del partito, che poi non era veramente il fondatore, invece aveva rotto col partito, e questo spiega moltissimo della storia, su cui mi riprometterei di tornare, magari anche in una conversazione con voi, se volete, della pubblicazione delle lettere, perché è una questione di grande importanza documentale, io credo. Grazie professore. Ringrazio molto, sarebbero molte cose da dire. Avremo, spero, altre occasioni. Speriamo. Se riusciremo a crearle. Grazie, molto gentile. Grazie a voi, grazie per avermi invitato. Bene, veramente grazie, ci scusiamo per il poco tempo, però in effetti questa situazione è difficile. Se uno vuole parlare è difficile contenere i tempi, quindi poi si devia su cose. Faremo in modo in un prossimo futuro magari di organizzare un altro incontro dedicato a questo tema, perché è molto interessante. Quindi allora la ringraziamo della disponibilità, speriamo di rincontrarci presto per approfondire questo aspetto, perché è veramente molto interessante e anche molto importante. Grazie ancora professore. Grazie a voi. Grazie professore. Grazie a voi. Ancora un grazie al professor De Vivo per questo interessante contributo che ci ha dato. Insomma, via via la nostra maratona si avvia verso l'ultima tappa. Insomma, siamo anche contenti del ritmo che siamo riusciti a mantenere sino a questo momento, e soprattutto siamo contenti, ma questo lo sapevamo dall'inizio, della qualità degli ospiti e degli interventi che tutti gli ospiti che abbiamo sino a questo momento ascoltato hanno contribuito veramente a arricchirci nelle informazioni sulla lettura gramsciana. E adesso Peppe ci presenti la nuova tappa, quindi continuiamo questo viaggio nei luoghi gramsciani. Sì, è una tappa molto importante, perché vi erano due scelte: se il cimitero cattolico degli inglesi, che però per questi problemi Covid non si sapeva opportuno, e ci è venuto in aiuto il lettore, che è Dario Massimi, che è responsabile della biblioteca della Fondazione Gramsci. Non è solo il responsabile della Fondazione Gramsci, ma ha 38 anni trascorsi nella Fondazione Gramsci, laureato in lingue e letterature straniere all'Orientale a Napoli, ha tradotto letteratura ceca, è curato libri di letteratura ceca,
Insomma, collaborato con vari giornali, tra cui l'Unità e il Manifesto, e lui stesso leggerà una lettera, ma presenterà il fondo da cui legge. Lui leggerà dal fondo dei libri del carcere di Antonio Gramsci. È una, direbbero gli inglesi, location molto suggestiva. Ci sono i libri custoditi alla Fondazione Gramsci, dove Gramsci ha studiato, che gli sono serviti per studiare. C'è il collegamento con Piero Sraffa, perché molti di quei libri Gramsci li ha grazie a Piero Sraffa, ed è un intervento molto, molto suggestivo. Dario Massimi, dal fondo dei libri dal carcere di Antonio Gramsci nella Fondazione Gramsci. Buonasera. La lettera che vi leggerò costituisce una sorta di dichiarazione di intenti, confermati poi dalla successiva riflessione gramsciana, e ci avverte del legame indissolubile che creerà con quanto potete vedere alle mie spalle. Questa raccolta di libri ha un valore inestimabile. Sono i libri di Antonio Gramsci, 763 volumi e opuscoli e 76 testate per circa 1000 fascicoli. Questo fondo, il fondo Antonio Gramsci, è quel che resta, che si è conservato nei decenni che ci separano dalla sua scomparsa, dei libri e delle riviste che Gramsci ha posseduto o ha consultato nel corso della sua vita di giornalista, di dirigente politico, di intellettuale. Sono i libri che Tatiana Schutt spedì a Mosca assieme ai quaderni del carcere dopo la morte di Gramsci, e che poi da Mosca nel 1950 tornarono in Italia, a Roma, e andarono a costituire un nucleo fondamentale della biblioteca della Fondazione. Altri libri e riviste che erano appartenuti a Gramsci furono all'epoca destinati in parte a Ghilarza, alla Casa Museo, in parte invece furono lasciati alla famiglia a Mosca. Il fondo è poi cresciuto negli anni con varie donazioni, i libri e le riviste consegnate dal fratello Carlo, poi i libri donati da Mimma Pauleso Quercioli, figlia di Teresina Gramsci e quindi la nipote di Antonio, e soprattutto quei 50 volumi donati con generosità nel 1986 da Giuliano Gramsci, il secondogenito di Antonio, che inizialmente erano stati conservati dalla moglie Giulia Schutt e poi dai figli nella casa di Mosca. Di recente il fondo è stato catalogato ex novo ed è ora presente nel catalogo nazionale delle biblioteche italiane. Nella nuova catalogazione abbiamo aggiunto indicazioni extratestuali che sono forse l'elemento di maggiore interesse per gli studi gramsciani e soprattutto per gli studi dei quaderni del carcere, perché la presenza o meno di contrassegni carcerari, del visto e della firma dei direttori che si avvicendarono durante la detenzione di Gramsci a Turi consente anche una più precisa datazione degli studi di Gramsci in carcere e quindi anche della stesura delle note nei quaderni. Già dal confino di Ustica Gramsci aveva potuto contare sul sostegno dell'amico Piero Sraffa, che aveva aperto per lui un conto senza limiti presso la libreria Spelling & Kupfer di Milano, dalla quale gli arriva poi gran parte dei volumi che potette, con le ferree limitazioni imposte dalle norme del regime carcerario, consultare in cella. Sono 291 i volumi che riportano i contrassegni carcerari. Quelli che ne sono privi sono libri che egli possedeva già prima dell'arresto o durante il confino e che poi non ha comunque avuto in carcere. Oppure sono i libri che ha ricevuti e letti durante il ricovero nella clinica Cusumano di Formia o nella Quisisana di Roma. Il fondo è stato descritto per la prima volta da Giuseppe Carbone, allora segretario generale dell'Istituto Gramsci, nel 1952, in un saggio sul numero 4 della rivista Movimento Operaio. Ma la descrizione più recente, quindi più completa, è contenuta nel catalogo che accompagna la mostra I quaderni e i libri del carcere, organizzata a Cagliari nel 2017. Nel fondo sono quindi conservati i volumi che hanno accompagnato Gramsci dai primi anni di studio fino agli ultimi suoi giorni e sono una testimonianza viva dei suoi interessi e della sua vasta curiosità intellettuale. Ma tutti questi libri non esauriscono però le letture e gli studi di Gramsci, soprattutto per quanto concerne il periodo trascorso in carcere nelle case di cura. È per questo che ultimamente ci siamo posti l'obiettivo di ricostruire una biblioteca
quanto più possibile aderente alla realtà delle letture gramsciane. E quindi già da qualche anno stiamo costituendo una sezione aggregata al fondo, in cui collochiamo volumi che Gramsci ha citato nelle lettere o nei quaderni, o che sappiamo da altre fonti che lui sicuramente ha letto. Stiamo cercando quindi questi volumi sul mercato antiquario nella stessa edizione utilizzata da Gramsci e al momento abbiamo già recuperato circa 60 titoli. Ma torniamo alla lettera. Una lettera indirizzata a Tatiana Schutt, scritta il 19 marzo del 1927 dal carcere di San Vittore a Milano, dove Gramsci era arrivato il 7 febbraio di quello stesso anno e dove sarebbe rimasto fino all'11 maggio del 1928, quando verrà trasferito a Roma per il processo contro il gruppo dirigente del Partito Comunista d'Italia, processo in cui il 4 giugno sarà condannato a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. Carissima Tania, ho ricevuto in questa settimana 2 tue cartoline, una del 9 e l'altra dell'11 marzo. Non ho invece ricevuto la lettera alla quale accenni. Credevo di ricevere la corrispondenza tua, trasmessa da Ustica. Mi è infatti giunto un pacco di libri dall'isola e lo scrivanello che me li consegnò mi disse che nel pacco erano contenute anche delle lettere chiuse e delle cartoline che dovevano ancora passare all'ufficio di revisione. Spero di riceverle tra giorni. Ti ringrazio delle notizie che mi mandi su Giulia e sui bambini. Non riesco a scrivere direttamente a Giulia, nell'attesa di ricevere qualche sua lettera, anche molto arretrata. Immagino le sue condizioni di spirito, oltre a quelle fisiche, per tutto un complesso di ragioni. Questa malattia deve essere stata molto angosciosa. Povero Delio, dalla scarlattina alla grippe, in così breve tempo. Scrivi tu a nonna Lula e pregala che mi scriva una lunga lettera, in italiano e in francese, come può. Del resto, tu potresti mandarmi la sola traduzione e mi descriva, proprio per benino, la vita dei bambini. Mi sono proprio persuaso che le nonne sanno meglio delle mamme descrivere i bambini e i loro movimenti, in modo reale e concreto. Sono più oggettive e poi hanno l'esperienza di tutto uno sviluppo vitale. Mi pare che la tenerezza delle nonne sia più sostanziosa di quella delle mamme. Giulia non deve però offendersi e ritenermi più cattiva di quello che sono. Non so proprio suggerirti nulla per Giuliano. Su questo terreno ho già fallito una volta con Delio. Forse io stesso saprei fabbricargli qualche cosa di conveniente se potessi essergli vicino. Fa tu, secondo il tuo gusto, e scegli qualche cosa a mio nome. Ho fabbricato in questi giorni una palla di cartapesta che sta finendo di asciugare. Penso che sarà impossibile di inviartela per Delio. D'altronde non sono ancora riuscito a pensare al modo di verniciarla e senza vernice si disfarrebbe facilmente per l'umidità. La mia vita trascorre sempre ugualmente monotona. Anche lo studiare è molto più difficile di quanto non sembrerebbe. Ho ricevuto qualche libro e in verità leggo molto, più di un volume al giorno oltre i giornali. Ma non è a questo che mi riferisco, intendo altro. Sono assillato, è questo fenomeno proprio dei carcerati, penso, da questa idea che bisognerebbe fare qualcosa für ewig, secondo una complessa concezione di Goethe che ricorda aver tormentato molto il nostro Pascoli. Insomma, vorrei, secondo un piano prestabilito, occuparmi intensamente e sistematicamente di qualche soggetto che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita interiore. Ho pensato a 4 soggetti finora, e già questo è un indice che non riesco a raccogliermi, e cioè, primo, una ricerca sulla formazione dello spirito pubblico in Italia nel secolo scorso. In altre parole, una ricerca sugli intellettuali italiani, le loro origini, i loro aggruppamenti secondo le correnti della cultura, i loro diversi modi di pensare, eccetera, eccetera. Argomento suggestivo in sommo grado, che io naturalmente potrei solo abbozzare nelle grandi linee, data l'assoluta impossibilità di avere a disposizione l'immensa mole di materiale che sarebbe necessaria. Ricordi il rapidissimo e superficialissimo mio scritto sull'Italia meridionale e sulla importanza di Benedetto Croce? Ebbene, vorrei svolgere ampiamente la tesi che avevo allora abbozzato, da un punto di vista disinteressato, für ewig.
Secondo, uno studio di linguistica comparata, niente meno. Ma che cosa potrebbe essere più disinteressato e più EVIG di ciò? Si tratterebbe naturalmente di trattare solo la parte metodologica e puramente teorica dell'argomento, che non è stata mai trattata completamente e sistematicamente dal nuovo punto di vista dei neolinguisti contro i neogrammatici. Ti farò ripilare, cara Tania, con questa mia lettera. Uno dei maggiori rimorsi intellettuali della mia vita è il dolore profondo che ho procurato al mio buon professor Bartoli dell'Università di Torino, il quale era persuaso essere io l'arcangelo destinato a profligare definitivamente i neogrammatici, poiché egli, della stessa generazione e legato da milioni di fili accademici a questa geldra di infamissimi uomini, non voleva andare nelle sue enunciazioni oltre un certo limite fissato dalle convenienze e dalla deferenza ai vecchi monumenti funerari dell'erudizione. Terzo, uno studio sul teatro di Pirandello e sulla trasformazione del gusto teatrale italiano che il Pirandello ha rappresentato e ha contribuito a determinare. Sai che io, molto prima di Adriano Tilger, ho scoperto e ho contribuito a popolarizzare il teatro di Pirandello? Ho scritto sul Pirandello dal 1915 al 1920 tanto da mettere insieme un volumetto di 200 pagine. E allora le mie affermazioni erano originali e senza esempio. Il Pirandello era o sopportato amabilmente o apertamente deriso. Quarto, un saggio sui romanzi d'appendice e il gusto popolare in letteratura. L'idea mi è venuta leggendo la notizia della morte di Serafino Renzi, capocomico di una compagnia di drammi da Arena, riflesso teatrale dei romanzi d'appendice, e ricordando quanto io mi sia divertito le volte che sono andato ad ascoltarlo, perché la rappresentazione era doppia, l'ansia, le passioni scatenate, l'intervento del pubblico popolare non era certo la rappresentazione meno interessante. Che te ne pare di tutto ciò? In fondo, a chi ben osservi, tra questi 4 argomenti esiste omogeneità. Lo spirito popolare creativo, nelle sue diverse fasi e gradi di sviluppo, è alla base di essi in misura uguale. Scrivimi le tue impressioni. Io ho molta fiducia nel tuo buonsenso e sulla fondatezza dei tuoi giudizi. Ti ho annoiato? Sai, lo scrivere surroga le conversazioni per me. Mi pare veramente di parlarti quando ti scrivo. Solo che tutto si riduce a un monologo, perché le tue lettere o non mi arrivano o non corrispondono alla conversazione intrapresa. Perciò scrivimi, e a lungo, delle lettere, oltre che le cartoline. Io ti scriverò una lettera ogni sabato. Ne posso scrivere 2 alla settimana e mi sfogherò. Non riprendo la narrazione delle mie vicende e impressioni di viaggio, perché non so se ti interessano. Certo, esse hanno un valore personale per me, in quanto sono legate a determinati stati d'animo e anche a determinate sofferenze. Per renderle interessanti agli altri, forse sarebbe necessario esporle in forma letteraria. Ma io devo scrivere di botto, nel poco tempo in cui mi vengono lasciati il calamaio e la penna. A proposito, la pianticella di limone continua a crescere. Non me ne hai più accennato. E la mia padrona di casa come sta? O è morta? Mi sono sempre dimenticato di chiedertelo. Ai primi di gennaio ricevetti ad Ustica una lettera del signor Passarge, che era disperato e credeva alla prossima morte della signora. Poi non seppi più nulla. Povera signora. Temo che la scena del mio arresto abbia contribuito ad accelerare il suo male, poiché mi voleva bene ed era così pallida quando mi portarono via. Ti abbraccio, cara. Voglimi bene e scrivimi. Antonio.
Eccoci qua, stiamo arrivando all'ultima tappa di questa lunga maratona, quindi siamo in fase di chiusura. Abbiamo un piccolo problema tecnico con Giuseppe Manias, vediamo se riusciamo a recuperare il tutto. Quindi ci stiamo avviando alla parte conclusiva con un ospite graditissimo e anche un ritorno, perché ha partecipato anche alla maratona che abbiamo fatto a gennaio, il 22 gennaio. E sto parlando di Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci, e quindi vi diamo il benvenuto, ma do prima di tutto la parola a Luigi Manias per introdurci meglio l'ospite e per introdurci anche al tema di quest'ultimo tranche della nostra maratona. Francesco Giasi ha numerosissime benemerenze, elencarle tutte richiederebbe un'altra maratona. Quindi ci atterremo a quelle essenziali e che riguardano la giornata di oggi e il suo contributo conclusivo. In quanto curatore, e la facciamo anche vedere, anzi la facciamo rivedere perché l'abbiamo messa a confronto con la prima edizione e la differenza è sostanziale semplicemente alla vista, è il curatore di quella che può definirsi la prima edizione critica delle lettere dal carcere di Antonio Gramsci, uscita nell'ammiraglia fra le collane delle Einaudi, cioè la collana dei grandi classici della letteratura mondiale, la collana I Millenni, lo scorso ottobre 2020. Preteziosamente abbiamo titolato l'intervento, anzi in realtà la chiacchierata con Francesco Giasi, le novità della nuova edizione. È secondo te corretto parlare di novità? E queste novità, quelle più sostanziali, secondo te quali sono? Allora, di novità si può senz'altro parlare. Non si può dire definitivo, conclusivo, si può dire ultimo. Come conclusivo? Sono al lavoro, sto lavorando. E l'ultimo contributo, vorrei darne altri. Ieri abbiamo presentato questa edizione con la casa editrice Einaudi ed è stata la prima edizione. E io ho avuto la possibilità di insistere su caratteri, limiti e anche novità di questa edizione. Io tra l'altro non ho avuto ieri la possibilità di dar conto del contributo, che non è aiuto, del contributo che si è rivelato indispensabile per fare un passo in avanti, il contributo che è venuto, poi dirò qualcosa anche di Luigi Manias, che adesso sta conversando con me, che è venuto da una equipe al lavoro. Si tratta di un lavoro collettivo. Io ho dovuto rimandare ieri ai ringraziamenti, che non sono dei ringraziamenti rituali. Il volume esce a cura mia. Alla fine la responsabilità di ciò che non è firmato da altri, la cronologia è firmata da Maria Luisa Righi, così l'indice dei nomi, così. Però io nei ringraziamenti io non mi sono limitato a dire grazie a Luigi Manias, ho cercato di circoscrivere specifici contributi. Innanzitutto il contributo che è venuto da chi mi ha aiutato a sistemare il testo, da chi mi ha seguito in tutte le fasi di lavorazione del volume. E a proposito di Luigi Manias, su cui poi e della sua equipe di collaboratori, io ho parlato di indagini condotte negli archivi sardi e di consulenza, sì, di consulenza per chiarire, delucidare
momenti della biografia del Gramsci sardo, i rapporti familiari e tutta una serie di... La lingua, anche se insomma avevo molti interlocutori sardi a partire da Francioni, come dire, però abbiamo puntualizzato anche a proposito di traduzioni, di termini, eccetera. Le novità sono tante perché sono state condotte delle vere e proprie campagne di ricerca in archivi diocesani, comunali, ora mi riferisco ancora alla Sardegna, purtroppo interrotte. Noi avevamo un'accumulazione straordinaria di informazioni che venivano dal lavoro per l'edizione nazionale e avevamo poi bisogno di puntualizzazioni perché ho cercato di spiegare ieri che abbiamo accolto la proposta di Einaudi, ma l'abbiamo anche in qualche modo corretta, dicendo che non potevamo riproporre una edizione soltanto aggiornata, integrata con le nuove lettere e diciamo migliorata. Abbiamo dovuto ricominciare da capo. E questo ci ha indotto ad un lavoro imprevisto che purtroppo poi si è interrotto perché avevamo dei tempi di consegna stringenti, abbiamo voluto mettere il punto. Che cosa possiamo dire alla fine? Che il passo in avanti ci sembra considerevole perché siamo riusciti comunque sia a datare una serie di lettere senza data, a correggere, poi potrò farvi anche se abbiamo un minimo di tempo, abbiamo qualche minuto, anche qualche esempio. Le novità sono tante e vanno attribuite ad un lavoro di equipe innanzitutto. Certo, anche una certa mia ferma volontà di raggiungere l'obiettivo nei termini stabiliti, eccetera, eccetera. Ora, da qui si riparte per correggere, per emendare e per integrare ulteriormente. Il contrario, nessuna pretesa di presentare il testo definitivo delle lettere. Ieri ho provato, e chiudo, a spiegare le ragioni chiamando in causa i quaderni. Siccome noi non crediamo alla scomparsa di quaderni, siamo convinti che i quaderni del carcere siano quelli che voglio dire, sono conservati e sono oggetto di studio, di ricerca, di lavori filologici, di edizioni, di riedizioni. L'obiettivo è giungere ad una edizione delle lettere da carcere che sia in qualche modo una edizione di riferimento ultima, anche perché chi ricomincia da capo di nuovo si potrà aggiustare e sistemare anche il commento di quella, fare i piccoli errori, ma quella dovrebbe essere, anche perché sta dentro un'edizione nazionale degli scritti di Gramsci. Per le lettere non è così, perché non riusciamo neanche a censire esattamente il numero di lettere che ci mancano, e non sono poche, sono molte decine di lettere. Sono assolutamente d'accordo con te. Nella attività svolta per il collettivo Gramsci, lo chiamiamo così, cioè per questo ampio consesso di studiosi e collaboratori che hanno partecipato in maniera solidale alla diciamo attrezzatura filologica di questo volume importantissimo. Ecco, nelle more della ricerca non è casuale che qualche cartolina degli anni torinesi indirizzata ai familiari sia uscita fuori, quindi per alcuni versi ci dovremmo proporre probabilmente anche di integrare l'epistolario precarcerario. Insomma, ovviamente queste sono delle cose inevitabili. No, fammi dire solo questo. Quel volume è uscito nel 2009. In 11 anni noi abbiamo accumulato un numero, diciamo così, di integrazioni possibili, di correzioni, di recuperi significativi. Noi saremo in grado, anche perché l'edizione nazionale diventerà
una edizione digitale, e quindi gli aggiornamenti li faremo, e siamo già in grado di fare una seconda edizione, che non sarà l'edizione definitiva, della corrispondenza di Gramsci dal 1926 al 1922. Siamo già in grado di proporlo, anche perché sono passati 10 anni o anche di più, 11 anni. Fra le novità eclatanti, io certamente inserirei anche i corrispondenti, no? Che hanno voce, no? Che in una questo nell'edizione nazionale, sì. Sì, però anche in questo, ovviamente sì. Anche nella critica, certo, insomma, anche nell'edizione corrente, nell'ultima edizione delle lettere. Abbiamo dato voce in nota, hai ragione. Penso che sia una novità straordinaria, fondante, cioè nel senso che eravamo abituati a un corrispondente non corrisposto, per intenderci, no? Passami il calembur. Abbiamo invece dei riscontri assolutamente sostanziali che ricostruiscono e arricchiscono in una maniera straordinaria il contesto. Se dovessimo limitarci semplicemente all'orizzonte sardo, tu sai bene quanto questi elementi siano preziosi per ricostruire, per consolidare quell'immagine dell'universo relazionale di cui abbiamo dato voce alla mamma. Abbiamo dato voce alla mamma, non è poco. Sì, esatto. Quel poco che abbiamo, tutto ciò che abbiamo, anche perché c'è documentazione che insomma è conservata ancora dalla famiglia, giustamente, perché si tratta pur sempre di carteggi, perché le lettere dal carcere sono comunque si tratta di un epistolario familiare e politico, e la vicenda di Edmea è la più illuminante. Io ritengo che la famiglia abbia fatto benissimo a non consentire la pubblicazione, a non consegnare le lettere su Edmea per molti anni, qualche anno fa. Giunto il tempo, insomma, poi tra l'altro, insomma, si tratta di vicende familiari molto, molto note, però, insomma, pensate al pudore della famiglia, ma insomma, io immagino che questo, insomma, lo possano comprendere tutti e che possa essere una... Riguardava le lettere del 47, riguardato le lettere del 65, cioè questa insistenza di Togliatti a ottenere le carte che conservava Carlo, è sintomatica. Si tratta di vicende strettamente familiari, peraltro. Poi Gramsci è diventato pubblico ed internazionale e di lui vogliamo sapere tutto. C'è un limite anche a questo. Penso di sì, però effettivamente questo povero e scarno volume stampato dalla Stamperia Artigianale Nazionale il 12 aprile del 1947 decreta un successo editoriale globale. Forse tascabile questo volume, come richiamava benissimo Gabriele Pedulla ieri, sul giaccone dell'Eskimo nel pullman dell'autobus. L'Eskimo sarà poco credibile, un cappotto forse più dignitoso, è difficile da intascare. Un uomo solo al comando, in definitiva, concedendo però a Felice Platone qualche contributo, e l'uomo solo al comando sappiamo chi è riuscito a tirar fuori questo. Il collettivo Gramsci, questo, giustamente, la misura e la dimensione fisica nell'apprezzamento sensoriale è una differenza di sostanza, no? Però quanto dobbiamo a questo? Con tutte le sue omissioni, dimenticanze e quant'altro. Beh, nell'introduzione io mi sono soffermato molto su questo, sull'importanza non soltanto di questa edizione che esce nel 10° anniversario della morte di Gramsci, tutta l'accelerazione, sia Togliatti
Togliatti sia Einaudi hanno voluto a tutti i costi che il volume uscisse prima del 27 di aprile e hanno accelerato, non avevano a disposizione gli autografi, soltanto le trascrizioni, e quindi si sono giovati di tutto il lavoro fatto nel decennio precedente, perché poi al lavoro si sono messi subito. Ho cercato di ricostruire le tappe di questa storia editoriale prima della pubblicazione del primo volume delle opere. Si deve tanto, e io mi sono convinto che quella edizione non poteva assumere una forma diversa da quella che ha assunto. Sì, forse aveva ragione Einaudi quando chiese qualche nota in più, almeno per dire bene chi è Tania, chi è almeno qualche, e poi risolsero, tra l'altro, chiarendo, dando qualche notizia sui corrispondenti nella introduzione, perché quella è proprio priva di note, non tutti i testi oggi sono, però non poteva assumere una forma diversa, doveva essere il romanzo epistolare che doveva testimoniare, eccetera, eccetera, il monumento alla moralità dell'antifascismo. Togliatti anche la moralità del comunismo, ovviamente, per Togliatti innanzi, però insomma in un quadro, anche perché il mese dopo si rompe le sinistre vengono estromesse dal governo. E in definitiva, commentavo con Guido Melise nella terrazza dell'Archivio Centrale dello Stato a Roma qualche anno fa, che io sono fermamente convinto che l'altro successo editoriale, forse apparentemente più dimesso che quello dei Quaderni dal carcere, senza l'edizione tematica voluta sempre da Palmiro Togliatti, non avrebbe avuto ovviamente il riscontro che conosciamo. Anche perché Gramsci non aveva intenzione di scrivere uno Zibaldone, i suoi erano appunti per opere monografiche, per saggi, per articoli, per pezzi, per libri, e la riorganizzazione delle note miscellanee e la trascrizione in quaderni speciali ha il significato c'è tutta la di dar vita a libri, saggi, monografie, altrimenti non avrebbe raccolto le note sparse, tra l'altro impiegando buona parte delle sue energie residue. Non tanto ad aggiungere, poi insomma aggiunge note anche nel 1933, però rispetto al lavoro di riorganizzazione e di tematizzazione. Cioè Gramsci non aveva intenzione questo lo dice, non si tratta, non può trattarsi di uno zibaldone di pensieri. Vorrei tornare al Gramsci sardo di cui tanto bene ha detto Guido Melis nella presentazione ufficiale ieri, stupendosi per alcuni versi di tutta una serie di novità. Lui si è interessato, è in qualche misura il prosecutore, insomma, della titolazione Gramsci sardo, insieme a Maglio Brigaglia, prima ancora, insomma, allo Spano, insomma, no? Ma secondo te ci sono delle novità sostanziali, o così come avevo chiesto a Giuseppe Vaccara e alla Fondazione Siotto, ma che ce frega di questo, di quest'altro, e con lapidare franchezza Beppe Vacca mi diceva abbiamo arricchito il contesto, in quel caso stavamo parlando ovviamente del primo volume dell'Epistolario. Cosa c'è? No, Beppe Vacca non pensa questo, era una sua battuta, evidentemente non lo pensa, perché su questo abbiamo anche ragionato tantissimo. Vabbè, tanto quando si scrive una nota bisogna cercare di scriverla dando notizie il più possibile attendibili, fondate, documentate. Noi abbiamo fatto questo, insomma abbiamo aggiunto informazioni, però si tratta. Tanto il Gramsci sardo non è marginale rispetto, cioè le lettere alla madre contengono una miriade di riferimenti che non sono intellegibili, ma insomma come fa
un lettore di Pisticci, un paese della Basilicata, che non conosce i riferimenti a intendere, no? Ha bisogno di un ausilio, mica puoi chiamare Guido Melis o Manias, uno dei due fratelli, per dire che cosa significa. Ha bisogno di informazioni che vanno collocate nelle note. Questo è obbligatorio, è doveroso. Però queste indagini, queste ricerche negli archivi sardi poi alla fine ci hanno aiutato anche a datare, ridatare, a sistemare la sequenza delle lettere. Io faccio un solo esempio, che quello mi sono appuntato in vista della nostra conversazione. La lettera pubblicata a pagina 472, di una lettera del 30 maggio 1930, pubblicata in tutte le edizioni 30 marzo 1930, perché Gramsci scrive 30 marzo 1930. Non c'è stata nessuna verifica, nessun dubbio è sorto leggendo: carissima mamma, ho ricevuto la tua lettera il 10 maggio. Naturalmente ho scritto, l'errore sta o a 10 maggio o a 30 marzo. E questo dubbio ci ha indotto a specifiche ricerche che abbiamo condotto, che tu hai condotto, Manias, in un momento in cui davvero gli archivi erano inaccessibili, e siamo riusciti a scoprire che il riferimento, anzi leggo, sono 3 righe, ce le abbiamo 3 righe. Sì. Ci abbiamo 2 minuti. Carissima mamma, ho ricevuto la tua lettera del 10 maggio, ciò sotto la data del 30 marzo, ripeto. Ti ringrazio per le notizie che mi hai dato. Non ricordo più Michele Onida Cravione, ma ricordo benissimo il figlio di zia Anna Maria Pizzurra, che deve essere stato mio compagno di scuola alle elementari e col quale certamente sono stato molto amico da bambino. Mi dispiace della sua morte. A parte che è un pronunciamento non proprio insignificante, insomma, non ci dice poco sull'umanità di Gramsci, sulla sua vita, sul suo modo di pronunciarsi. Il povero suo non era esattamente uno dei 2 giovani ghilarzesi a cui si riferisce Gramsci, era morto in un incidente stradale il 5 maggio, era nato nel 1897. Bisognava andare negli archivi e cercare quando, come, eccetera, eccetera. Abbiamo spostato non soltanto, ma che c'entra 30 marzo così importante? No, cambia tutta la sequenza. E questo l'abbiamo fatto per un gran numero di lettere, grazie a specifiche ricerche che sono state condotte alla ricerca, alla ricerca di soluzioni a dubbi, va bene? Quindi mi pare che non sia stato proprio, non si tratta mai alla fine di quisquilie, non si tratta mai di questo, si tratta sempre di dati rilevanti per la costruzione di una edizione. È un libro fondante. Nel risvolto di copertina Ernesto Franco dice: non da ultimo Lettere dal carcere è un libro fondativo della casa editrice Onadi e delle generazioni che si sono susseguite a interpretarla nel corso degli anni e dell'epoca. In qualche misura sembrerebbe che questo libro fondante della casa editrice Onadi abbia a che fare assolutamente con la sua storia e con la sua evoluzione. Noi abbiamo affrontato dei temi, come si direbbe, paratestuali, no? nel mio intervento che ha esordito, che ha principiato insomma questa sessione, che però non sono poi neanche così indifferenti in un contesto significante, ecco, diciamo così. Senti un po' la responsabilità di aver dato una nuova paternità a un libro fondativo di una delle più importanti case editrici mondiali? Sì, è fondativo per l'Einaudi, è ovvio, il legame, ripeto, noi dobbiamo vederla così, si tratta di un passo in avanti, di un ulteriore passo. Se proprio Einaudi volesse indicare le tappe, dovrebbe dire 1940
1947, 1965, poi 2020 e poi dentro una serie di altri libri importanti, il carteggio Tania Gramsci del 97, la bella antologia del 71 di Spriano. Sì, per l'Einaudi è un libro fondativo, questa è una tappa ulteriore, insomma, è un passo in avanti e basta, non è di più. Significativo, eh? Significativo. Ritieni che le modalità di questo sforzo che tu, come tu puoi testimoniare, è stato sincopato, cioè denso e concentrato in un periodo abbastanza breve? Penso che insomma tu ovviamente mi dia ragione al riguardo, possa essere replicato. Per intenderci, le modalità dell'edizione nazionale sono sicuramente differenti, ma tu ritieni davvero che questa esperienza non possa essere proficuamente spesa anche in quella prospettiva? Non lo farò mai più, perché ho dormito pochissimo, perché in un anno ho costretto per persone che professionalmente naturalmente si occupano di ricerche, di redazione, di controllo, ad un lavoro che alla lunga si è rivelato per noi davvero i segni, le notti insonni, la fatica. No, non si fa in così poco tempo un'edizione critica. È irripetibile, per me è irripetibile, non lo farò mai più, non accetterò mai le scadenze legittime di una casa editrice. Nessuno ti ha abbandonato, però. Come? Nessuno ti ha abbandonato. No, perché era una ciurma fedelissima. Mezzo, certo. No? Perché era Gramsci, lo avete fatto per Gramsci. L'abbiamo fatto per Gramsci. L'abbiamo fatto tutti per lui. Anch'io l'ho fatto per lui. L'ho fatto per lui, per tutti i prigionieri politici italiani, per gli antifascisti italiani. L'ho fatto per lui. Ieri ho accennato a questo. Gramsci non è il solo prigioniero politico italiano. Avrei potuto fare un lungo elenco. Mi sono limitato da Terracini, Scocivaca, Villa Ravera. Noi abbiamo seguito la pubblicazione delle lettere dal carcere, così si intitolano, di Aldo Natoli a cura del figlio Claudio, che adesso ha curato, usciranno tra qualche settimana, le lettere dal carcere di Lucio Lombardo Radice, cioè, come dire, lo facciamo per loro, per Gramsci naturalmente, siamo una fondazione che porta il suo nome, lo studiamo, e quindi sì, ci ha sfiancato, ne è valsa la pena, è irripetibile però. Almeno per quanto mi riguarda, dovete scegliere un altro, almeno per quanto mi riguarda. Lasciamo e non raddoppiamo, insomma, per intenderci. Grazie Francesco. Grazie. Grazie Francesco. Ciao. Allora sì, un grazie di cuore Francesco per il tempo che ci hai dedicato, per le preziose informazioni e per questo bel dialogo con Luigi Manias. E salutiamo sia Luigi e sia Francesco, ringraziando entrambi, Luigi anche per tutta la serata, cioè hai guidato nel incontrare i vari ospiti. Noi stiamo arrivando alla fine, Peppe, quindi sì. Ultimo sforzo per arrivare al traguardo. No, ma ci vuole poco. Allora, prima della ultima lettera abbiamo le conclusioni e quindi ci avviamo alle conclusioni. Salutiamo nuovamente Francesco e Luigi Manias, Francesco Gianzi, direttore della Fondazione Gramsci. Grazie e buon lavoro. Grazie. Prima, insomma, in questo ultimo sprint che abbiamo, dobbiamo fare tutti i ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno dato una mano d'aiuto, a partire dalla Fondazione Gramsci, ma l'Associazione Amici di Antonio Gramsci di Sorgono, l'Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, Stefano Giaccone col Fondo Giaccone, che ha fatto dei video e ci ha dato una grandissima mano d'aiuto. Un ringraziamento a tutti i lettori, appunto Dario Massimi, Massimo Spiga, Lara Caddeo, Tommaso Fanna,
appunto Franca Salvai, Lalli e poi dobbiamo ringraziare anche ovviamente tutti gli ascoltatori che oggi, casomai, anche con i loro messaggi di incoraggiamento, non so quanti di critica. Marcello, tu hai aggiornamenti sui messaggi? No, dai, nell'insieme abbiamo avuto tutti i messaggi positivi. O su YouTube stasera abbiamo solo un non mi piace, quindi va benissimo, lo ringraziamo perché ci serviva anche quello. È importante. Io invece mi unisco e aggiungo un ringraziamento. Non so se avevi finito con i ringraziamenti, Peppe. Un ringraziamento anche personale a Antonello Carboni, che insomma capisco il suo lavoro dalla mattina presto, tutto quello che ha fatto fino alla sera. Un ringraziamento anche d'amicizia e personale. Prego. Sì, allora io parto dalla stessa persona, parto da Antonello Carboni perché, ripeto, fondamentale in questa attività e non solo per quella giornata, perché insomma, noi siamo reduci da 2 maratone e diciamo che un po' la contentezza di essere arrivato in porto è sempre bella, però la fatica la sentiamo, anche perché oggi è la maratona, ma una maratona va preparata, così come quando si va a correre. Tutti questi ultimi mese e mezzo l'abbiamo dedicato veramente a ritmi forsennati per costruire la giornata del 23, costruire la giornata del 28. Quindi un lavoro che ci è permesso perché insomma questo piccolo gruppo del Centro Servizi Culturali è proprio a me piace usare l'espressione della famiglia, ma è così, cioè siamo molto uniti con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre diversità, perché se non ci fosse il lavoro anche della squadra che non compare direttamente nelle cose tecniche di una maratona, ma come tutto il lavoro di Francesco Tola, tutto il lavoro di Rossana Ortu, di Federica Marras e in questo periodo anche della tirocinante universitaria Sara Pintore che abbiamo con noi, e noi non potremo dedicarci a fare questo perché nel frattempo tutta l'attività del centro va avanti lo stesso nonostante non abbiamo le presenze perché stiamo vivendo questa situazione particolare, però è perché c'è un gruppo di lavoro che ci ha permesso di dedicarci e dedicare molto tempo. Quindi io ringrazio veramente la squadra e mi unisco a tutti i ringraziamenti che tu hai fatto prima, perché la disponibilità di tutte le persone, dalle associazioni agli studiosi e ai cittadini che si sono messi a disposizione per letture, per costruire questa seconda maratona dedicata ad Antonio Gramsci che abbiamo fatto negli ultimi 4 mesi e della quale ne siamo anche contenti della risposta di pubblico. Quindi insomma ci avviamo proprio alle conclusioni. Peppe, do la parola a te. Sì, andiamo adesso a concludere con l'ultima lettera. L'ultima lettera è fatta nella sede della mostra 25x4 contro l'abbruttimento intellettuale all'ex Frantoio a Villaverde. Il lettore sono io, il video è stato curato da Stefano Giacone. Un'ultima cosa, quello che vogliamo fare, penso che ci sia una voglia consona in questo e non ricordare Gramsci in quanto ricordare, ma far sì che Gramsci ci possa dare spunti anche per la lettura dell'attualità e di tutti i fatti che accadono. E allora la lettura, l'analisi delle lettere, l'analisi dell'illustrazione, anche dei tanti animali di Gramsci serve per quello. Grazie a tutti e adesso andiamo con la lettura da Villaverde dei 25x4 contro l'abbruttimento intellettuale, la lettura della lettera da Ustica a Piero Sraffa. Aggiungo un'ultima cosa, Giuseppe, appunto oggi 28 aprile ripartiamo anche da dove siamo partiti, Sadiesa Sardigna, è proprio stata una scelta anche di collocare un appuntamento gramsciano e ripetiamo quello che abbiamo detto all'inizio perché crediamo che sia un grande sardo che appunto è mondiale e quindi il suo pensiero è arrivato dappertutto e ritorna anche da noi con l'elaborazione di altri e questo è un grande arricchimento per la nostra terra. Quindi questo è fondamentale, crediamo che Sardigna sia una giornata importante per questo e speriamo che sia non solo Sardigna ma sia Sardigna, cioè che veramente si lavori costantemente per far crescere la nostra terra. Detto questo, grazie a te, alla Biblioteca Gramsciana. Ci ascoltiamo quest'ultima lettera da Giuseppe. Grazie a te, Vortas. Ci vediamo presto.
Quando nel marzo scorso, per una motivazione di necessità, c'è stata preclusa la nostra libertà di muoverci per una necessità, ho pensato a quando recluso era Antonio Gramsci e le preoccupazioni di Antonio Gramsci. E le preoccupazioni di Antonio Gramsci erano quelle dell'abbrutimento intellettuale, come dice in questa bellissima lettera da Ustica. Allora ho pensato, la biblioteca gramsciana lavora molto con gli artisti, e allora abbiamo pensato che gli artisti avessero bisogno di uno spunto. Allora partimmo con questa iniziativa che si intitolava 25x4, ovvero contro l'abbrutimento intellettuale, in cui si chiedeva con un formato 25 cm x 4 cm un'opera che si ispirasse e alla libertà, e ad Antonio Gramsci e alla resistenza. Non mi sarei mai aspettato che nel giro di un mese e mezzo arrivassero 66 opere di differenti artisti da ogni parte d'Italia e anche qualcuno europeo. E questa cosa ci fece molto piacere, tanto che il 25 aprile, grazie a Michele Marrocco, che fece un video, noi pubblicammo il video di tutte le opere, perché purtroppo eravamo ancora preclusi. Quest'anno si pensava di poterla fare in presenza, e allora con uno degli artisti, che è l'allestitore della mostra, Massimo Spiga, abbiamo allestito questa mostra, che è fatta appunto di 66 opere, e pensavamo di poterla aprire in presenza. Questo almeno per ora non si può fare, anche l'inaugurazione viene fatta così con i canali di internet. Ma quello che è importante è continuare a parlare di Gramsci, continuare a parlare di libertà e continuare a parlare di resistenza. Se noi oggi abbiamo una Costituzione, lo dobbiamo a quella lotta che tante persone fecero opponendosi al nazifascismo. Parteciparono tanti artisti, 66 in quest'anno pieno di tristezza. Si accomuna anche il fatto che due di questi artisti che hanno partecipato, Giuseppe Bosic e Paolo Lano, purtroppo non ci sono più. Ci sono le loro opere, una, quella di Paolo Lano, Incipit, e un'altra invece quella di Giuseppe Bosic, 25 aprile 2020. La mostra, si spera, appena finiranno le norme anti-Covid, verrà aperta negli orari di apertura della Biblioteca Gramsciana. Ustica, 11 dicembre 1926. Carissimo amico, sono giunto a Ustica il 7 dicembre, dopo un viaggio alquanto disagiato, come puoi comprendere, ma molto interessante. Sono in ottime condizioni di salute. Ustica sarà per me un soggiorno abbastanza piacevole dal punto di vista dell'esistenza animale, perché il clima è ottimo e posso fare passeggiate saluberrime per la comodità generale. Tu sai che non ho molte pretese e posso vivere con pochissimo. Mi preoccupa un po' il problema della noia, che non potrà essere risolto unicamente dalle passeggiate e dal contatto con gli amici. Siamo finora 14 amici, tra i quali Bordiga. Mi rivolgo a te perché mi faccia la cortesia di inviarmi qualche libro. Desidererei anche un buon trattato di economia e di finanza da studiare, un libro fondamentale che tu potrai scegliere a tuo giudizio. Quando ti sarà possibile mi manderai qualche libro e qualche rivista di cultura generale che riterrai interessante per me. Carissimo amico, tu conosci le mie condizioni familiari e sai quanto sia difficile per me ricevere i libri, altro che da qualche amico personale. Credi che non avrei osato darti un tale fastidio se non spinto dalla necessità di risolvere questo problema dell'abbrutimento intellettuale, che specialmente mi preoccupa. Ti abbraccio affettuosamente,
Antonio Gramsci, il mio indirizzo AG Ustica, provincia di Palermo.